Amici bellini, amiche belline, dai, dai, dai. Molto, molto bene. Per vari motivi. Bene, per vari motivi. Sto leggendo i vostri commenti in sottoimpressione, ma cominciamo. Via. Mi vedete, mi sentite, mi sentite, credo di sì, voglio credere. Ho messo Napoli perché è Napoli, perché è successo a Napoli, perché è Napoli che saluta Insigne. E prima di leggere tutti i vostri commenti, di contare tutti i vostri like e di salutarvi e di farvi esprimere le vostre emozioni, la mia parola sul capitano Lorenzo Insigne è che questa partita proprio rappresenta esattamente proprio il calcio, no? Il calcio che non si smentisce, rappresenta esattamente quello che è stato il suo percorso a Napoli. Comincia con i sorrisi, con le emozioni, non c'è dubbio. Comincia con le gambe un po' pesanti, un po' bloccate, con qualche errore di troppo banale, errore che uno con la sua tecnica non può fare. Dopodiché il Napoli si sblocca perché passa in vantaggio con Osimhen e il Napoli insieme a Insigne comincia a liberarsi, le gambe si sciolgono e Insigne comincia a sciorinare quelle cose che sono nel suo repertorio, le cose più belle, i controlli di palla, i controlli a seguire, palle difficili che riesce a stoppare bene. Poi fa un paio di magie vere e proprie, quel doppio sombrero che poi porta alla parata di Sirigu. E poi ancora una volta un esempio perfetto di quello che è stata questa stagione, ma un po' tutto. Lui va dal dischetto, sceglie la sua soluzione, quella là che lo fa stare un po' più tranquillo, perché quel pallone è pesante, lo sappiamo che è pesantissimo. Palo, perché poi il palo rappresenta un pochino l'attacco del Napoli, non c'è dubbio. Però glielo fanno ripetere, perché si ripete e poi segna, perché poi alla fine Insigne si può dire quello che si vuole, ma ha segnato tanti gol e tante volte si è preso la responsabilità di andare su quel dischetto, anche quando era difficile, era pesante farlo. Quindi proprio rappresenta tutta questa partita, nello specifico rappresenta tutta la vita di Insigne, secondo me, nel Napoli. E dispiace. Poi potremo analizzare anche le sue parole alla fine, dice una cosa, hanno deciso, siamo contenti tutti e due, dice Insigne, tra lui e la società. E insomma, possiamo parlare di un po' di tutto, compresi gli ultimi striscioni, i volantini, la contestazione. Mi dovete dire più voi, perché la Paramount Plus non ha staccato subito, non ha attaccato prima, quindi là vado in difficoltà. Mi date voi degli spunti e io vi leggo. E nel frattempo, dove sta? Vedi Polly? 100 like perché voi siete straordinari, voi siete sempre straordinari. 100 like preventivi perché siete i più belli del mondo, veramente tutti i più belli del mondo. Facciamo un giro di saluti, quindi insieme a Polly facciamo un giro per Angela, per Pippo, per Stellina, tutte le mie donne, guardate, c'è la Rita, l'avevo vista, c'è Sterasta, c'è Vincenzo di Guida, vabbè, il gol di Bobot è stato anche quello emozionantissimo, mamma mia. Valentina, Michele, Marietto delle Vedove, Roberto Mandarini, Cincin Roberto, mettiti a fuoco, ecco, Cincin Roberto, ultimo acquistatore della tazza, straordinario, il principe dei Bellini si è abbonato. Ma chi è? Ma che meraviglia! Fatemi sapere chi è, chi sei, se è un rinnovo, se sei tu. Un abbraccio Alberto, a Davide Camera, a Luca Battista, la sensazione su Mertens ne parleremo, non c'è dubbio. Ecco la Rita, alla quale mando un bacio forte, e lei sa il perché. Alessandro Ludovico Stresa,
buonasera, ci capiamo chi sei e chi non sei. Spalletti sta parlando e voi quindi me lo direte. Patrizio Micciche, o Micciche, benvenuto. Ragazzi, potreste anche iscrivervi al canale, M Quadro per esempio si può iscrivere al canale, bravo, bravissimo, bravissimo. Possiamo anche arrivare a 13.000, potremmo anche arrivare a 13.000. Giorgio Mele per esempio, Marco Sellini, il mio cugino che anche lui, se non avesse avuto problemini alla Fabian, lo avremmo visto in varie categorie sicuramente, una cosa incredibile. Marco Talantino, Sweet Pasta, saltava, mi sono perso tutto il fatto. Mamma mia che schifezza. Virgilio Bandiera, Mario Gar, Mario, un altro Mario, 57X Send, eccetera eccetera. Un abbraccio a tutti. Giuseppe Conte, e volano i messaggi, saltano tutti. Benissimo, benissimo. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Buonasera, buon salve anche a te, Tore. Giovanni Ciani, Arturo, Luciano, benissimo, Luciano, come Luciano, Paolo Musto. A te un po' dispiace per il Genoa, ci sono rimasto male, sempre Forza Napoli. Ti dirò, Paolo, sono tante stagioni che il Genoa si salva per il rotto della cuffia e non so nemmeno quanto se lo meritasse anche nelle stagioni passate. Una società che spesso, insomma, trova un giocatore, se lo vende subito, come se non volessero proprio rimanerci in questa Serie A, e quindi prima o poi doveva accadere. Ci sta il discorso dell'ex gemellaggio, non siamo più gemellati, insomma, dispiace vedere Criscito, dispiace, però è così, e almeno loro, anche per loro, come per il Venezia, adesso è matematico, e adesso se la giocheranno il Cagliari, la Salernitana, vediamo un pochino come finirà. Allora, veramente speriamo che non era l'ultima. Io sono devastato, sono devastato perché la faccia di Mertens alla sostituzione non era una faccia qualunque, spero di sbagliarmi. Criticato e contestato, applaudito ed osannato, o tira gira, arrivederci capitano, è proprio così. Peccato per Insigne. Francesco Perrone non manda le notifiche YouTube, non manda le notifiche. Ma io almeno su Telegram siamo pochini. Iscrivetevi al canale Telegram che trovate in basso in descrizione. Quando YouTube non manda le notifiche le mando io. Amicizia e comportamento, lo so, hai ragione, dispiace sempre. Subito nel vivo. Durante la consegna dei regali di Insigne i fischi erano per ADL o per Spalletti? Bella domanda. In generale io credo che la maggior parte dei fischi, quando si parla dello stadio, quando si parla delle curve, sono per ADL, perché le curve si sono espresse, hanno preso le distanze da quello striscione malefico contro Spalletti, quindi altri striscioni che sono volati erano tutti per la società e per ADL, quindi credo. Valentina, uno spettacolo fantastico, povero Gulam, che un po' di attenzione in più la meritava, non c'è dubbio anche questo, non sappiamo, Spalletti ci ha sempre risposto vago, è colpa mia, doveva giocare di più, eccetera eccetera. Io resto convinto che Gulam non ha mai avuto 90 minuti nelle gambe, ha stretto i denti quando Mario Rui non era disponibile, però questo si poteva fare. Sono contento che sia entrato, sono contento che stava quasi per segnare da calcio d'angolo, si vedeva benissimo, e così. Ma ci sono tante storie all'interno delle storie che andranno poi sviluppate e analizzate. Mai non manda le notifiche. Gulam nessuno salutava, no, che peccato. Ma Gulam lo saluto io. A me Gulam resterà nel cuore per sempre, ragazzi, perché se nelle mie storie di Instagram ogni tanto qualcuno compariva, Zanoli, Manolas, guardò le mie storie, eccetera, eccetera, Gulam mi ha scritto in privato, e questo non me lo dimentico più, non mi ha risposto a un messaggio privato, mi ha scritto lui in privato, è andato oltre quelli che sono i normali comportamenti dei giocatori del Napoli. Gulam mi rimarrà nel cuore per sempre. Voglio lo stesso amore che a Spalletti per il suo
È vero. Se l'ultima di Ciro, penso che potrei fare cose che non avrei mai immaginato neanche nell'angolo più incognito del mio cervello. Vado in difficoltà anche io, Paolo. Bello l'abbraccio di Mertens e Insigne quando sbaglia il rigore, bellissimo, non bello, bellissimo, non bello. Proprio a dire dai, non ti preoccupare, lo fai più tardi, perché poi non si poteva pensare alla ripetizione, glielo avrebbero fatto fare, si vede poi da Zielinski che entra e lì aveva l'occasione di segnare e togliersi anche lui un pochino, tantissime critiche che sta ricevendo Zielinski nell'ultimo, gliela dà Insigne per farlo segnare dopo che aveva addirittura già segnato, quindi si è fatto di tutto per far segnare Lorenzo. Speriamo Mertens rinnovi, anche perché oggi ha fatto la differenza. Giovanni, ma che dubbio, mamma mia, Mertens sontuoso anche oggi, l'unico in quella prima mezz'ora brutta dove tutti facevano errori a ripetizione. Mertens era l'unico lucido, l'unico che trovava lo spazio tra le linee, l'unico che rifiniva. Non c'è dubbio, cioè resta quella cosa, un po' di rispetto anche per l'uomo, un po' di rispetto per il top scorer, eccetera eccetera, ma un po' di rispetto se tu vuoi vincere le partite. Mertens è ancora troppo importante, mamma mia. Quando Spalletti su Mertens parlava di equilibrio, a chi si riferì? Mammelo Gamero che gioca tu, fa pure i falli, recupera palla, questa storia dell'equilibrio è un errore di Spalletti, si può dire, è un errore di Spalletti pensare che con Mertens non ci sia equilibrio, è un errore. Un applauso per l'acconciatura di Edo, eppure ci può stare. Alla fine il rigore era da ripetere o no? Su tutta zona non erano convinti, sinceramente non lo so, amico mio, non lo so. Dice che devono essere entrambe le squadre, ma aspetta, devo salutare, devo ringraziare, che poi si sovrappongono, ma entrambi, sia Ludovico Stresa, Lobot che ha baciato lo stemma, e non c'è dubbio, e ringrazio Alessandro Ludovico Stresa, e che poi compare dopo, ma anche Alessio Marigliano, botta, cianfotta che botta, perché non c'è dubbio, e lo mettiamo anche qua perché anche lui se lo merita, lo mettiamo proprio alle pendici del Vesuvio, Bobotta con il suo, dai, scherziamo, che grandezza di Dio, ha fatto un gol straordinario Lobotka, imprendibile. Finalmente vedremo il Napoli senza Insigne, sono proprio curioso di vedere che altri equilibri troveremo, Edoardo. Sì, vediamo che cosa succede, perché il Napoli dovrà cambiare proprio modo di giocare, perché si sa che Insigne accentra molto il gioco del Napoli. E nel frattempo io devo anche ringraziare Manu Avvisati, vedi come si sovrappone, vi state mettendo d'accordo. Manu Avvisati, ciao a tutti, dal Brasile sono commosso, un pensierino a Gulam in dirigenza al futuro. Gulam è qualcuno che è sempre stato rispettato, senza dubbio Manu, senza alcun dubbio. Gulam è un signore, ve lo posso dire proprio per esperienza indiretta personale, è un gran signore, è molto rispettato dallo spogliatoio, molto rispettato credo anche in società, ed è un peccato che non abbia potuto dare molto dopo gli infortuni così. Anche lui un pensiero per la dirigenza lo merita, come lo merita Mertens, ma Mertens merita ancora di giocare, quindi per questo mi piace questo messaggio che parla di Gulam, che magari, però non lo so se anche lui può andare a fare una stagione o 2 stagioni in qualche squadra minore dove i ritmi sono più bassi. Deve essere una decisione di Gulam, ragazzi. E poi quando parliamo di dirigenza, io non lo voglio dire, ma è inutile che noi ci mettiamo pensieri quando il Napoli non l'ha mai fatto, non ha mai messo giocatori lì a farlo, e ce ne sono tante di figure che potrebbero mettere lì. Speriamo che prima o poi questo cambi, speriamo che De Laurentiis si convinca. Se non lo fanno, non lo fanno. Che fa? Tore, falanga. Quanto è stato bello vedere Mertens che consola Insigne, quell'abbraccio, quello alza. Mertens come sempre valore aggiunto e gioca meglio chiunque con lui. Ciao piccolo capitano. Piccolo capitano che poi c'è un articolo bellissimo di Mimmo Carratelli su Insigne
Vi consiglio di andarvelo a recuperare su Google se cercate Corriere dello Sport, se non sbaglio, Corriere della Sera, insomma, se cercate Mimmo Carratelli Insigne, credo che la trovate. Una lettera, un bellissimo articolo su di lui che racchiude un pochino tutto quello che è stata la storia di Insigne con noi. Volano tutti i messaggi e io vi ringrazio. Siamo 174, quindi possiamo arrivare a 200 like. Dai. Virgilio Bandiera, oggi anche un addio, posizione alta classifica. Un addio di posizione, nel senso, non una posizione, addio, nel senso che è matematico che siamo terzi. Questa è una delle cose importanti che volevo. Non andiamo in vacanza, arriviamo terzi e lasciamoci la Juventus alle spalle. E sotto questo punto di vista non c'è dubbio. Bene così. L'ha detto chiaramente che non vuole dirigere, capito? Cioè noi ci possiamo pure concentrare, ma ci possiamo sperare in certe figure, ma se non succede, non succede. Secondo te per l'anno prossimo vedere un'alternanza a sinistra tra Elmas e il Giorgiano, oppure si punterà all'acquisto di qualcuno già più affermato? Manuel, è bellissimo sto spunto, perché fai bene a ricordare Elmas. Tutti stanno dicendo magari parte Lozano con Kvaratskhelia subito. A proposito, io mi sono sognato Kvaratskhelia che diceva il suo nome ed era completamente diverso. Mi sono ricordato adesso, me lo sono sognato, pensate un pochino a capa mia. Comunque sì, Elmas, hai ragione. Quindi c'è Elmas, c'è il Giorgiano e c'è Lozano, che si può alternare comunque sulle due fasce. Vediamo un pochino, perché Politano è completamente sparito dai radar di Spalletti nelle ultime partite, non entra nemmeno più. Ma dobbiamo capire che cosa succederà sul mercato, perché potrebbero arrivare offerte per Lozano, offerte per un asso, offerte per Politano, non lo sappiamo. Quindi da lì poi si capirà e si deciderà. Buonasera a Fabio Versatile. Quando hanno mostrato le immagini di Insigne che parlava con Koulibaly è parso il passaggio di consegne che ci voleva. Ci mancherai capità, tu e lo stratosferico Gulam, grazie. Bello, mandate tutti questi messaggi, che poi Insigne se la vede sta live. Principe dei Bellini, vedi che poi che cos'è? Principino Sousa questo? Penso di sì. Mi chiamo Michele, scusami se non mi sono presentato prima. No, ma figurati, ti seguo da più di un anno, non ho mai fatto nessun abbonamento su YouTube perché non condivido spesso i modi di comunicare dei più. Sono onoratissimo, amico mio. Messaggio che continua. Ho sempre pensato che il tuo canale fosse migliore per distacco. Oggi è il giorno perfetto per contribuire e tu oggettivamente lo meriti tutto. Un saluto a tutti i napoletani migranti come noi. Grazie mille, amico mio. Scrivimi, già sai come, in privato, su Instagram o su Telegram @ValerioFluido, e sarà mia premura inserirti nel gruppo Telegram dedicato agli abbonati. Se non hai Telegram non c'è problema, e ti ringrazio a prescindere. Grazie mille. Angela Torre, il gol di Osi è stato molto bello, con la testa l'ha indirizzato proprio nell'angolino in alto dove non poteva fare nulla il portiere. Grande colpo di testa, grandissimo colpo di testa, proprio vero. È proprio vero. Credo che Virgilio voglia dire che a partire dall'anno prossimo dobbiamo abituarci a posizioni medie per qualche... ecco, l'addio alle posizioni alte di classifica. Penso che hai ragione tu, Manu. L'hai letta tu meglio di me, il messaggio di Virgilio. Lì, ragazzi, non voglio essere pessimista subito, aspettiamo magari anche il mercato, però ricordatevi sempre una cosa, che la classifica, e questo è proprio l'anno dell'esempio perfetto, la classifica non la fa solo il Napoli, la fanno anche gli avversari. Il Napoli a fine di questo campionato avrà probabilmente 2 punti in più rispetto all'anno scorso, se vinciamo con lo Spezia, e siamo terzi per distacco, non siamo che arriviamo quinti, quarti, eccetera, eccetera, e ci siamo addirittura con pochi punti giocati chance di scudetto, perché è crollata l'Atalanta. Se si rinserisce l'Atalanta, oppure se sale la Roma, se la Lazio si organizza, eccetera, eccetera, tu ti devi anche confrontare con gli avversari. Quindi non lo sappiamo, andiamoci cauti, prudenza, come diceva Anna Maria anche nel gruppo di Caffè Napoli TV, cautela, vedete che bel nome, la cautela, non è un nome, è una parola bellissima, cautela.
tranciare, dare giudizi definitivi, no, prudenza, cautela e non si fanno brutte figure. Questa è la cosa bella per me. Non ho mai fatto brutte figure finora, è la cosa più bella, non dirvi stupidaggini. Allora, volano tutti i messaggi. Elpidio, adesso la tribuna dovrà trovarsi un altro nemico in casa, insieme ai soliti network della metropoli. Bene, forse, dico forse, l'altra parte dello stadio gli ha tributato il suo vero amore. E infatti è così. Ed oltre a ragionare sul fatto che in quanto napoletano, ricordiamo il campanilismo, la famosa poesia raccontata spesso da Nino Taranto, cioè che solo a Napoli non ci difendiamo le nostre eccellenze, anzi, faccio pure io, eccetera, eccetera, mentre in tutte le altre città d'Italia e del mondo se le difendono. Non solo per il fatto che fosse napoletano, anche per il fatto che fosse capitano. Quindi vediamo se saremo in futuro più cattivi con perché io me lo devo ricordare con Hamsik, che Hamsik comunque veniva sempre additato e sparisce, è il fantasma, e non è buono, e non fa il salto di qualità. Quindi è un'abitudine che noi abbiamo un po' sempre, non solo con i napoletani, ma anche specialmente con i capitani. Il solo pensiero di non avere Ospina l'anno prossimo mi terrorizza. Amico mio Raffaele, oggi Ospina ha fatto due autentici miracoli, quello da vicino col piede e anche dove si è steso sul palo, assolutamente, sicurezza, tranquillità, coraggio e addirittura in mezzo ai due centrali per cominciare, perché poi il Genova ti veniva a prendere, non poteva marcarsi anche il portiere, quindi superiorità numerica. Ospina la differenza la fa, così mi sembra di poter dire. Al di là dei giudizi, Insigne ha segnato questo periodo storico ed è sempre triste, il cosiddetto punto è a capo, e su questo non c'è alcun dubbio, condivido. Credo che non ci possiamo recuperare nulla quest'anno, siamo tra i migliori club, dobbiamo solo massimizzare e crederci con determinazione. Credo che possiamo dire sempre la nostra, speriamo amico mio, perché poi il problema che porta poi la gente a essere insoddisfatta è la non crescita. Io vedo sempre quello come problema principale. Come arrivi in classifica lascia il tempo che trova, è la prospettiva di crescita o di non crescita, è l'intravedere un progetto o un non progetto. Se i risultati arrivano, ma arrivano in modo casuale, la gente si sta abituando a questa cosa qua, e se non vede poi una prospettiva di crescita, anche un traguardo importantissimo come la Champions League non viene vista bene. E rischiamo di lamentarci dei terzi posti come ci lamentavamo dei secondi posti, e così non va. Così non va, bisogna lamentarsi delle cose giuste. A me fa piacere lamentarsi, ma delle cose giuste, e faremo degli approfondimenti a fine campionato molto seri, molto importanti, molto importanti. Vedi che è Sosa, grandissimo. No, è proprio forte Osimhen, forse è più forte di testa che non quando lo lanci in profondità. Non c'è dubbio. Arriviamoci a 200 like, arriviamoci un attimo, mi fermo. Già pure fa barba perché comincia a grattare, è troppo lunga. Forza i like. Non arrivano, non arrivano. Non lo so. Massimo, in quale paese? Io abitavo proprio qua, guarda. Non riesco a individuare proprio il palazzo, ma abitavo qua. Io ero fuori, io non era fuori Groti, era proprio a Piazzale Tecchio. Quindi, cioè, per farti capire la vicinanza, io dovevo con gli infischi, con le finestre chiuse, e ascoltavo Sky, il gol me lo sgamavano i tifosi quando non ero allo stadio, e quindi più vicino di così non si poteva essere. Lobotka con la Lamsic, la Cagliacola alla Hiller. Paramount non ha mostrato le immagini pre-partita, ADL sul classato di fischi alla premazione di De Lorenzo. Oggi c'è stata partita vera, spiegateci Empoli e spiegateci il Verone, ogni anno ce n'è una. però nell'inizio io vedo Rachmani
Io là voglio il surplus dato da Spalletti, perché se vogliamo dare l'assunto che Gattuso è un allenatore inesperto e che fa gli errori, vabbè, figurati, va benissimo. E quindi per me la famosa Napoli-Verona trova un Di Lorenzo non in forma, che non riusciva proprio a performare, perché dopo tutte quelle partite lo stesso Insigne non in forma, non riusciva a performare, eccetera eccetera, Iusai, vabbè. Poi chiede Napoli-Verona che succede. Rachmani sta rischiando, o meglio sta facendo questo finale di campionato in diminuendo, perché anche lui ha giocato troppe partite. Io è qua che voglio vedere il surplus dato da Spalletti, l'esperienza di capire questo ragazzo ha dato tutto, ha dato troppo, deve staccare un attimo la spina, perché non devo aspettare per forza che si infortuni, devo capire che dalle prestazioni, al di là del risultato, mi sta dando di meno dopo aver fatto un campionato incredibile. Juan Jesus, vai! Io qua voglio il surplus da Spalletti. Improvvisamente, con tutta la rosa a disposizione, la formazione è sempre questa, che poi è la formazione più Mertens che vedevamo a inizio campionato con Fabian e sa. Allora è stato bravo a valorizzare tutta la rosa. Ne calma, è stato bravo, perché nel momento in cui non c'erano tutti infortunati doveva fare per forza così. Ci capiamo. 198esimo like con fedeltà, 200 like, bravissimi. Oggi EDL ha compreso che i napoletani non gli crederanno più, il suo tempo sta finendo. Vediamo, amico mio, è sempre lui il padrone della baracca, quindi deve decidere se vuole vendere, se riceve offerte. Quindi noi possiamo fare qualsiasi contestazione e alla fine decide lui. E non decide solo lui, decide anche il mercato. Quindi non c'è dubbio. Continuiamo i like preventivi per voi che siete i nostri eroi. Sì, hai capito? Cioè, secondo me vanno individuate bene le critiche a Spalletti, non non è buono, oppure il filosofeggiare che pure dà fastidio ogni tanto, i battibecchi in sala stampa, vabbè. E nello specifico, cioè qualche cosuccia che almeno di esperienza all'inizio pensavo di aver visto e poi invece è venuto un po' come io. Dispiace. Vola tutto, attenzione. Non fa specie che ormai nelle ultime partite abbia rinunciato al suo credo e messo da parte coloro con i quali ha affrontato il periodo clou. E anche questo, sì, i vari Politano, lo stesso Bobotta, che poi comunque gli preferisce Fabian. Poi lui lo vedremo nella prossima partita, dove il terzo posto è stato conquistato e un po' di passarella si deve fare. E vediamo un pochino anche a livello di rispetto, così, perché io la sostituzione di Mertens di oggi a me ha fatto male, spero non abbia fatto male a Driss, perché in cuor suo pensa di poter continuare, non lo so, dobbiamo aspettare gli eventi, ragazzi. Io sono un po' preoccupato, vi devo dire la verità. Benitez era l'unico a fare il vero turnover. Buonasera a tutti. La mentalità internazionale, non c'è proprio dubbio. Luca, aspetto notizie in merito, non voglio dirvi stupidaggini. Il gol di Bobotta mi ha ricordato un gol di Hamsik che partì da centrocampo, si scartò tutta la squadra avversaria e andò in porta. Bellissimo, appena entrato, grande Bobotta. Se non sbaglio tu parli di un gol di Hamsik contro il Milan. Grandissimo gol. Attenzione, volano i messaggi. Buonasera Monir Alaio. In primis tanta tristezza per questo arrivederci di Lorenzo Insigne, ma un dubbio, paura sul futuro di questo Napoli per le stagioni a venire. Ci sarà un progetto? È una bellissima domanda che rimandiamo al mittente. Vediamo un pochino, ragazzi. Sarà sicuramente un'estate calda di calciomercato, di nomi tutti sbagliati, di dubbi su Spalletti, se continuerà, eccetera, eccetera. Secondo me almeno quello ce lo dobbiamo togliere da mezzo come dubbio, cioè essere sicuri che Spalletti sarà il prossimo allenatore. De Laurentiis l'ha praticamente confermato, sempre però con l'opacità, mettendoci vicine Partenope, però il contratto c'è, quindi non credo che De Laurentiis abbia intenzione di licenziare un allenatore che l'ha portato in Champions, non credo.
Però anche Spalletti deve dimostrarci che non ha dubbi e che vuole continuare in questa situazione ambientale che è un po' particolare, e poi vediamo che squadra si farà. Battibecchi futili in sala stampa sulle dichiarazioni di ADL, ma non ho mai sentito nessuno di quei giornalisti fare una domanda di tipo tattico. Poco. E quando le hanno fatte, secondo me Spalletti si poteva divertire a parlare di tattica, a volte ha accettato la domanda tattica, altre volte ha glissato, però poco. Un abbraccio a Mario Gessa. Giuseppe Conti dice: Valerio Mertens rinnova, tranquillo. Speriamo che tu abbia ragione, spero davvero che tu abbia ragione. Lo ripeto, il progetto c'è quello della qualificazione, e quello però non è un progetto, capito? Cioè, è un galleggiare, io lo chiamo il galleggiare. Non lo so. Il principio principale dello sport è battere il tuo avversario. Se ne batti, quante ne sono? Se ne batti 15 e poi però le prime 3 non le batti come classifica, un po' specie. Napoli-Milan 3-1, penultimo di campionato 2007-2008, Hamsik, Domizzi su rigore e Garrix. E io ricordo quel gol di Garrix, non sapete perché ve lo dico, ma con un cross di Montervino di sinistro, cross al bacio di Montervino di sinistra, la faccia in panchina, che c'è Steve Costa Curta, c'è stato tutti i giocatori del Milan. Bene. Prima mezz'ora oggi il Genoa ci ha tolto molta la verticalità, siamo andati molto in difficoltà, a parte qualche ovvia illuminazione di Mertens, secondo tempo molto meglio, Anghissà soprattutto, Anghissà in crescendo, Anghissà ha cominciato maluccio anche lui, mi dà proprio l'impressione che fossero addormentati, ma un po' tutti nel primo tempo. Poi uno che secondo me è rimasto addormentato, e ve lo dico tranquillamente, è Koulibaly. Koulibaly ha fatto una delle partite più svagate che mi ricordi, non bene Koulibaly, non bene. I due centrali non mi sono molto piaciuti entrambi. Bene Di Lorenzo, bene anche Mario Rui, in difesa specialmente, ha provato anche qualche cross. Fabian benino, bene sul lungo, anche sulla sostituzione di Fabian l'ho visto un po' corrucciato, non lo so. E mi è piaciuto anche Lozano, vi devo dire. Vediamo. Grosso di Dervino. Ciro Romeo, mamma mia, il paciocchino, sono piccolissimo. Che bello, tutti i bambini. Dobbiamo parlare anche del figlio di Osimhen, perché io non sapevo che tenevo un figlio Osimhen. Ma sono genoano, peccato andare in B. Oh, dispiace Enrico, peccato andare in B per una partita contro il Napoli. Per me il gemellaggio c'è sempre, i grandi amori non finiscono. Che bel messaggio cordiale Enrico, dispiace, non so se c'eri già nella live quando altri amici bellini tifosi del Napoli si dicevano dispiaciuti per la retrocessione del Genoa. Io insisto e ripeto quello che ho detto all'inizio: la società Genoa non mi ha convinto negli ultimi anni, hanno sempre smantellato un po' la squadra, squadre decenti, squadre che si potevano salvare tranquillamente, si sono sempre salvati per il rotto della cuffia. Prima o poi finisce il debito, il credito con la sorte, e prima o poi accade, quindi dispiace. Però ovviamente non è colpa dei tifosi, giocatori, non lo so. E anche l'idea di Blessing, magari se lo confermate, si può risalire con un progetto, si può risalire in fretta. Datemi uno sport in cui arrivare quarti è una vittoria. Può essere l'obiettivo minimo, ma di certo non lo scopo, il risultato migliore, la vittoria. Lo so, è proprio così. È proprio così. E comunque diciamo, l'aver blindato il terzo posto e aver finito sopra gli innominabili fa tanto piacere. Lo confermo, Antonio, te lo confermo, era uno dei miei obiettivi, non volevo andare in vacanza prima di questo obiettivo. E adesso facciamocela una partita vacanziera con lo Spezia, anche se ancora non mi arrendo. Lo Spezia ci ha tolto 3 punti all'andata. Vincere con lo Spezia, vincere con lo Spezia e migliorare lo score dell'anno scorso. Almeno questo. Politano è uscito dai radar, così pare. Strano, vediamo un pochino se ci sono delle ripercussioni o sono semplicemente scelte tecniche, perché Lozano ti garantisce più soluzioni e più velocità vicino a Osimhen.
Se ADL non mette più quel giubbino, anche il piumino blu di De Laurentiis è un grande classico. Vedi? Dispiace anche a noi, grazie per la sportività. Cuori per Enrico. E Enrico ci dispiace tanto anche perché la Salernitana anche per quello non c'è dubbio, Stellina è onesta, perché comunque la Salernitana sono vicini di casa, li possiamo chiamare cugini, tutto quello che volete voi, ma non ci possiamo dimenticare quello che ci hanno consegnato verbalmente e fisicamente. Poi farebbe piacere l'impresa sportiva, perché le imprese sportive sono sempre belle. Una squadra che era praticamente impossibile da salvare, Nicola ha fatto un mezzo miracolo, Sabatini, la società, va bene, però se poi andiamo nel profondo dei rapporti tra le tifoserie, Osimhen ha bisogno di 2 mezze ali più un sottopunta tipo Mertens, poco equilibrio soprattutto quando si segna la metà dei gol prodotti. 2 mezze ali più un sottopunta, e non lo so come, cioè 2 mezze ali più un sottopunta, praticamente 2 mezze ali prevedono poi un centrocampista, quindi o lo fai un 4-4-2 praticamente con il centrocampo a rombo, 4 a rombo, quindi le 2 sono mezze ali, non sono larghe, 1 sottopunto, potresti mettere 2 punte. È un po' complicato detta così. Alessandro, spiegamela meglio come la vuoi fare tatticamente. Mi dispiace non riuscire a gioire al 100% per la Champions League, ma non posso fare a meno di pensare che senza le sconfitte di Empoli, con Empoli, Spezia e pareggio con il Sassuolo, adesso staremo parlando di altro. Sì, vedi? Bellino anche Enrico, che ringrazia tutti. Ayub, ho pianto per Lorenzo, però per me abbiamo perso molto con Callecon, la sua assenza mi ha fatto molto più male, però adesso si apre un nuovo ciclo con il nome impronunciabile e Victor, te che ne pensi? Vediamo ragazzi, non diamo troppa pressione al georgiano, perché si dovrà adattare al campionato, eccetera, eccetera. Sappiamo che il nuovo acquisto di sicuro e quindi siamo tutti emozionati e non vediamo l'ora di vederlo. Però secondo me non si parte con lui titolarissimo di quella fascia. Ci sono Elmas, c'è Lozano, dobbiamo vedere un pochino. Però a me piace il profilo, mi piacciono le caratteristiche, vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede. Lino Banfi 5-5. Hai capito? Volevo capire se un albero di Natale strano. Ci piace Sirigu? Stellina, Sirigu è un portiere che può fare da chioccia, la famosa storia della chioccia. Cioè il portiere anziano che pure se lo metti in panchina non ti dice niente e può dare dei consigli al portiere più giovane, eccetera, eccetera. Io per me resterei con Ospina, sinceramente, che può fare altri 2 o 3 anni a grandi livelli, se la società gli fa un contratto, perché Ospina mercato ne ha, essendo a scadenza. Se invece decidi di rimanere con Meret, Sirigu può essere un portiere che se Meret viene meno anche fisicamente ti può garantire delle prestazioni. È una questione delicata il portiere, perché ragazzi Andanovic, Paperotte ogni tanto così, però è sempre un portiere di livello, il capitano dell'Inter. Maignan nel Milan ha fatto un campionato straordinario, avevano tutti paura del posto Donnarumma, però hanno indovinato il portiere. Il portiere è molto importante se devi lottare per la testa della classifica, ti deve salvare dei risultati. Magnana addirittura qualche assist perché c'ha il lancio preciso. Devi avere certezze in porta, devi dare certezze alla tua difesa, è importante. Brutta notizia, il Napoli Primavera è in play out con il Genoa, purtroppo le 2 sconfitte nelle ultime 2 partite ci hanno tolto la salvezza quasi presa per i gol di Ambrosino. Giusto Mario, aggiungo a questa cosa, il Napoli Primavera ci riguarda da vicino perché è roba nostra e lo sappiamo e non siamo contenti anche di questo, perché tu dici se la Primavera non funziona, tu che vai a pescare, ci saranno dei giocatori anche di talento, però vuol dire che l'impianto non è eccezionale se arriviamo sempre in zona della retrocessione così. Il Napoli femminile, perché adesso parliamo anche del Napoli femminile che si è aperto al professionismo, che non è di proprietà del Napoli, quindi grave, brutto, male, perché il Napoli deve avere la squadra femminile se vuoi essere europeo ed è importante. Anche il Napoli femminile è retrocesso e non ci fa piacere. Non ci fa piacere.
Vediamo. Elmas titolare a sinistra, ce lo vedrei bene anche io. Vicario, ecco, Vicario ha fatto vedere delle cose ottime quest'anno. Ospina Vicario niente male, solo che credo che Vicario voglia giocare, voglia andare in una squadra dove gioca, si deve giocare una chance dove gioca. Quindi o rimane un altro anno all'Empoli oppure va in una squadra dove deve partire titolare. Con Ospina si crea sempre il problema chi è il secondo e chi è il primo, e alla fine gioca sempre Ospina. Osimhen ha uno schema per indirizzarlo in porta che ci penalizza in caso di ripartenza avversaria. Con l'attuale schema non si fa né filtro il centrocampo né ottimizzo Alessandro, ma io non capisco questa storia, il filtro, il centrocampo, eccetera eccetera. Stai difendendo Spalletti, ho capito il filtro, io tutti questi pericoli onestamente con Mertens in campo, con questo schema, con il 4-2-3-1 non l'ho visto. Poi possiamo anche per sfizio vedere anche gli XG, poi devi compenetrarti con gli avversari, sicuramente alcuni avversari sono più pericolosi di altri, ma per sfizio il Napoli XG 2,35, il Genoa 1, insomma non è che hanno creato così tanti problemi, quindi non lo so. Spiegami bene quella formazione che teneva in testa. Musso Cragno, Musso a me non dispiaceva, poi ha fatto il finale dello stagione con l'Atalanta, non è stato eccezionale, ma l'hanno pagato tanto, non credo che se ne liberino a buon mercato. E lo stesso Cragno, un buon portiere, uno di quei portieri secondo me che quando prendono tanti tiri, ve lo ricordate, non so se chi se lo ricorda, Taglialatera era un grandissimo portiere di una squadra che prendeva tantissimi tiri. Quando prendi tanti tiri, alcuni portieri si esaltano, magari ne prendono uno ma ne salvano 5, eccetera, eccetera. Scragno mi sembra un portiere di quel tipo. Un portiere che era forte, invece era De Santis, che prendeva 1-2 tiri a partita e te li parava, di solito. Grande personalità De Santis. A fine partita, quando ho visto Insigne penale, è scesa la lacrimuccia anche a me, e non c'è dubbio. Prendiamo Vicario e un suo Vicario. Elmas nei tre dietro Osimhen può fare un ruolo qualunque, anche a centrocampo a 3 lo vedo bene mezzala, anche io. Lascerei andare Ospina e venderei Meret, mi compro Cragno e Carne Secchi, però anche la stessa Atalanta ci sta pensando, se Musso non ha convinto potrebbero prendersi il portierino e puntarci seriamente. Ne vogliamo parlare, Antonio? Ne sto parlando da 6 mesi, ne stiamo parlando. Io non lo so. Io non ho questa positività che è stata messa in giro dopo l'ultimo incontro della Brandis a casa, eccetera, eccetera. A me tutta questa positività non l'ho vista. Dalle parole che lui ha detto nell'ultima intervista, lui ha detto con me o senza di me. Quindi non è che ha detto resto sicuro, qua mi hanno fatto l'offerta, la accetto. Io questa offerta non l'ho vista, della vendita si è fatto come al solito, mi chiama quando vuole lui, non diceva lo stesso di Cavani, e mi ha detto lo stesso con Insigne, se Insigne vuole tornare le porte sono aperte. Hai capito che porte sono aperte, ma ci fanno un contratto. Non è che tu a porte aperte entrate a gratis, no, deve essere una scelta tua, devi fare un'offerta congrua, non li puoi nemmeno mortificare a questi giocatori, e Putin sta sempre a aspettare, se vogliono venire, se hanno partenope dentro vengono a gratis. Questi discorsi la gente si è stufata di sentirli e sono sempre gli stessi, e capito? Allora io non lo so, aspetto gli sviluppi. Non posso, cautela e prudenza. La spaccatura definitiva. Mamma mia, che già stamattina mi tengo. Tienimi che ti tengo. Non lo so. Allora, sarebbe assurdo non salutare adeguatamente il napoletano acquisito dopo aver dimostrato di saper organizzare un addio come si deve. Confido nel rinnovo, per questo sarò ottimista, e vogliamo essere ottimisti come te, Carlo, non c'è dubbio. Però per uno che è stato un addio come si deve, organizzato, eccetera eccetera, che è piaciuto, dobbiamo anche ricordare gli addii non come si deve,
di altre figure storiche come Hamsik, che se n'è andato a metà campionato, quindi era complicato farlo, e Maggio perché Sarri doveva fare il record di punti, eccetera eccetera, e Callejon, ciao, sei vecchio, se se ne vuole andare in Cina, e così, e Albiol, e così, e ciao, non si buono. Speriamo che ci sia stato un cambio di rotta, però l'esperienza ci deve dire altro. Poi se c'è un cambio di rotta, ben venga. Saria Marra. Sono Enzo, scusami, ma tecnicamente, ma ti puoi cambiare nome e ti chiami Enzo Marra? Perché poi Saria è fatto in difficoltà. Tecnicamente Osimhen non vedo sia migliorato come dovrebbe. Sbaglio, alcuni passaggi di sbaglia sempre, sarà la postura. Enzo, sbagli. Mi prendo proprio le mie responsabilità. Non è tecnicamente che deve migliorare Osimhen, deve migliorare nei tempi, i tempi di inserimento e la direzione degli inserimenti, deve capire così. Con Mertens in campo lavora molto meglio, perché Mertens prende, glielo dice, di conseguenza si mette dove non sta Mertens, quindi così. Non è tecnicamente che deve migliorare Osimhen, è quello sarà tecnicamente, perché è difficile che poi i giocatori aumentino di tecnica dopo i 20 anni, quello è. E non è neanche male Osimhen, credetemi, perché poi colpo di petto, il controllo, si gira velocemente, le cose che fa le fa in maniera super veloce, quindi più di così la tecnica non può essere. Però sto vedendo colpi di tacco, sto vedendo veli, sto vedendo accompagnamenti importanti, più di questo non può fare. Questo è. Sfruttiamolo come un giocatore che segna di testa, sfruttiamolo con la sua velocità, tutta una serie di cose, non lasciamolo da solo e vedrete che segna lui e fa segnare anche gli altri. Andate tranquilli. Allora, Dragon, l'ignoranza perché deve essere cambiata? Beh, è un'ottima domanda. Non è detto che debba essere cambiato. Il problema è che è un portiere che è stato portato a scadenza. Non so se il Napoli abbia fatto delle offerte e lui le abbia rifiutate, non credo, perché di solito queste cose escono e i procuratori poi parlano. I procuratori hanno detto che c'è molto mercato, molte squadre lo vogliono, si guarderanno intorno così. Se il Napoli non ha offerto è perché probabilmente sperava di poter puntare su Meret, però Meret non sta facendo una riuscita eccezionale e quindi questo è il problema. Non è che deve essere cambiato, lo Spina non rappresenta un problema, rappresenta un giocatore che è a scadenza e quindi se ne va se non gli fai un'offerta che lui accetta. È semplice. Hai ragione sugli addii mancati, però è anche vero che forse solo Hamsik ha avuto l'impatto di Mertens a livello di leadership e gol. Speriamo veramente bene. Speriamo, sì. Chiriches per me uguale Albiol. Mamma mia. Massimo Selvaggi, buonasera. Volevo far notare sul primo rigore sbagliato di Insigne Mertens che se lo algebra, lo so, l'abbiamo detto Massimo all'inizio live. Come si fanno a rinnovare l'uomo prima del calciatore? Io insisto, il rinnovo dell'uomo a me fa piacere, noi lo sappiamo, qua siamo tutti bellini e andiamo oltre il calcio e quindi certe cose vogliamo vedere. Per il calciatore che vedo fare cose in campo che gli altri non fanno, perché poi mi parlate di Osimhen, è chiaro, se voi tenete Mertens vicino come punto di riferimento, Osimhen quelle cose non le farà mai, ma non le fa nemmeno Zelinski, non le fa Politano, non le fa Lozano, certe cose le fa solo Mertens in questa squadra e non le fa Koulibaly e non le fa Mario Rui e non le fa Di Lorenzo, certe cose le fa solo Mertens. Quindi l'uomo va benissimo, lo sapete, ma il calciatore come lo sostituisci? Perché l'uomo è insostituibile, il calciatore si sostituisce solo con un top player che prende 10 milioni all'anno. L'ho detto. Shai, non sparchi, non sparchi, non ti sembra che Victor sia poco fisicato? Questo è un ottimo spunto, deve crescere di massa, deve diventare un po' più grosso, che è un po' troppo slim, è un po' troppo magro, non c'è dubbio, magari può perdere un po' di velocità, ma ne guadagna di massa muscolare piuttosto fisicamente, senza dubbio. Questo si può migliorare, la tecnica è più difficile, ma come fisico si può migliorare, l'abbiamo visto con Fabian, come è migliorato. Io sono uno di quelli che non è felice perché non vede né crescita né radificazione al territorio. Occhio ad Instagram che è un'altra chicca per te e i ragazzi di Caffè Napoli TV. Vedi che cosa bella, perché Peppe Di Palma veramente ci sta dando
degli spunti e un lavoro anche lui dietro alle quinte importante. Voi ne saprete qualcosa. Dobbiamo essere fieri del traguardo raggiunto, e se lo scudetto non è stato raggiunto significa che un motivo c'è stato, come per esempio il pro compiego di Mertens come sottopunto. E Pasquale, su questo io non riesco a darti torto. Vedendo le ultime partite di Mertens, non che io avessi bisogno di queste ultime partite, perché poi uno può sempre dire non abbiamo la controprova, non è detto che con Mertens avremmo fatto più punti. Vabbè, e ci sta, come discorso intellettualmente è onesto. Però io la controprova l'ho avuta anche l'anno scorso, quando un Napoli che davanti era un po' sterile, Gattuso mette subito in campo entrambi, quando entra Osimhen nella partita di Parma, Gattuso capisce subito che questi due devono stare insieme, e con loro insieme, prima che poi arrivassero gli infortuni di tutti e due, il Napoli era devastante l'anno scorso, era già devastante l'anno scorso, con Bakayoko era già devastante l'anno scorso, a squadra simile, con Bakayoko, non con Anghissà, con Fabian, attenzione, quindi io non la devo avere questo dubbio, io ho quasi la certezza. Per la presenza di Di Lorenzo, perché poi il Napoli segna, se non avesse segnato Di Lorenzo probabilmente perché io credo che la sua presenza di Di Lorenzo, perché poi non l'ho rivisto bene, ve lo potete confermare voi, perché poi Marelli ha parlato eccetera eccetera, quando Di Lorenzo è già in aria, quando tira Insigne e poi nella ribattuta prende proprio lui il pallone e segna, bisogna ripetere da regolamento, perché ti sei preso un vantaggio stando davanti agli avversari. Questo dovrebbe essere la regola. Oppure semplicemente hanno avuto pietà di Insigne e tirano una vota. Sì. VAR per il Milan, check penalty, fatemi sapere, perché ci interessa anche quello, non dato. Io poi sono in ritardo con i messaggi. Il quarto centrale sarà Ruperto? Marco, non lo so. Non credo, non voglio credere. Non lo so. Inesistente. Stefano, inesistente. Giusta l'amministrazione. Vediamo. Zassone. Oh, me la devi spiegare sto termine, Angelo? Non lo so. Non lo conosco. A chi faresti tirare i rigori l'anno prossimo? Mi facessi tirare a Mertens, nel senso che spero che Mertens sia presente, ma se la giocano secondo me Osimhen, che magari ne guadagna anche di fiducia se tira anche i rigori, Osimhen, oppure Zielinski se Politano non è in campo, oppure Falanga. Mertens è come Totti, è un tecnico aggiunto in campo con la classe e la visione di gioco che ha, può giocare anche da fermo, eppure ancora corre. Mi sembra giusta la tua considerazione finale, corre come un dannato, e ci dobbiamo ragionare sul fatto che magari nell'ultimo anno qualche pausa gliela vedevamo fare. Ragazzi, era infortunato, giocava sul dolore, sul doppio dolore, caviglia martorizzata, spesso preso di mira sulle caviglie e la spalla. Ragazzi, era impossibile giocare in quelle condizioni, e comunque era importante. Adesso sembra ringiovanito, sembra fare cose che non faceva anche prima. Ci ha aggiunto anche sagacia tattica, l'esperienza di sapersi mettere dove serve. Aiutatemi. Gaetano tornerà in squadra? Probabilmente sì. Osimhen andrà via? Lo spero. Mamma mia, Michele, ma come fai a sperare di andare via Osimhen? Stiamo smantellando tutta la squadra, tu speri che vada via Osimhen? E chi compri? Fammi sapere, Michele, ti danno 100 milioni, benissimo, lo porti tu in braccio all'aeroporto, ti vedi la spesa di benzina. Chi ti compri? Fammi sapere chi viene al posto di Osimhen. Peppo di Palma. Poi ti scrivo. Michele, fammi sapere chi ti compri al posto di Osimhen e ti rispondo.
Sì, io mi sono commosso. Si è visto che, devo dire la verità, nelle mie reazioni, io aspettavo il gol di Mertens, perché sono disonesto, il gol di Insigne mi ha fatto piacere, però era tutta quella manfrina, quindi sembrava quasi scritto. Il gol di Osimhen mi ha emozionato molto, ma quello di Lobotka mi ha commosso. Mi ha commosso. L'espressione di Mertens non mi è sembrata felicissima. Sarà un campanello d'allarme. La stessa paura tua. L'avete vista la reaction? Andiamoci nell'anima. Avete vista la reaction? Vi siete emozionati? Vi siete divertiti? Avete lasciato il like sulla reaction? Sei troppo carino. Sei troppo carino, Peppino, e ti aggiungerò anche a te al gruppo dedicato agli abbonati. Poi devo fare anche un controllo, perché non controllo da un sacco di tempo chi è rimasto abbonato e chi no, e devo dare soddisfazione a chi mi supporta. È bello sapere che c'è gente che pensa ancora che si fa pese e pere, non so a correre, facciamo lo stesso errore che ha fatto con Lorenzo e via. Sì, hai capito? Perché io poi voglio sapere chi viene al posto di, perché tu dici ok, non mi piace, ci può stare. Chi ti piglia al posto di Osimhen? Con i cross adatti e precisi del ma sì. E Virgilio segue il campionato tedesco, perché da lì viene, quindi là ha visto i vari Holland, i vari Lewandowski. Ricominceremo a vedere Cavani, su questo non c'è dubbio. Fatemi vedere se mi ha risposto l'amico. Con tutto il cuore Malquit e chi l'ha visto. Comunque chi lo sa se i 256 che sono collegati in questo momento, tutti voi siete al corrente e conoscete a memoria la mia canzone Fragili mentalmente, scritto tutto attaccato, che trovate su Spotify eccetera eccetera. Adesso ci concentriamo sulla canzone Messico 86 e non c'è dubbio. Ma io quando ho fatto la canzone Fragili mentalmente e ho preso ad uno tutti i giocatori del Napoli e li ho descritti così, ma qui e chi l'ha visto? E non avevo torto? Perché poi Gattuso non lo vedeva, via alla Fiorentina non ha giocato nemmeno la Fiorentina, pochissimi minuti finali. Spalletti, Zanoli finché non si infortuna di Lorenzo. Motivo ci deve essere, non è che correte, tirate. Sì, abbonatissimo, espulso sarebbe l'emoji. Fabian avrà ceduto? Io spero proprio di no. Io, al di là dell'affezione, a me Fabian mi sembra forte, mi sembra comunque un giocatore su cui uno deve puntare se vuole tenere un centrocampo forte. Fabian Angrissà è un centrocampo forte, perché c'è fosforo e ci sono muscoli e c'è altezza. E se poi si fa un discorso Fabian quest'anno ha un po' di mercato e l'anno prossimo lo perdi a zero, lo capisco, lo capirei, non mi fa impazzire come discorso, ma è un discorso plausibile. Eh sì, che era l'ultima di Goulart e non c'è dubbio, è l'ultima di Malquit e forse l'ultima di Ospina e forse l'ultima di qualcun altro e non lo voglio dire. Ha detto Cavani che quest'anno ha fatto 10 partite e scamacca. Non ho capito. Ti ho scoperto proprio grazie a quella canzone quando l'hai pubblicata. Vedi che meraviglia. Che meraviglia. Eduardo De Laurentiis full logo in tutto, non ci azzeccava niente dietro Insigne durante il giro di campo. Su questo secondo me possiamo migliorare. Possiamo migliorare come... fa parte anche questa della comunicazione, no? La presenza, la non presenza, il lasciare campo, il lasciare spazio visivamente, sapere quando intervenire, cosa dire. Anche in questo possiamo migliorare parecchio. Adesso segna Zapata contro il Milan. Vediamo. Lo hai già detto che Bobotta, a parte essere stato il migliore in campo, oggi è anche il nostro top player. Vabbè, ha giocato troppo poco, ma quel poco che ha giocato non ha sbagliato niente.
La definizione di top player ovviamente è simpatica ed esagerata nel giusto, però Bobot veramente ci ha fatto vedere delle partite straordinarie quest'anno, e quindi quelli che lo additavano di essere assolutamente inutile, un errore di Giuntoli, si sono dovuti un po' ricredere. Meglio Parisi o Oliveira? Amico mio, io ti dico che Parisi è tale e quale a Mario Rui, è proprio identico, buona tecnica, non un grandissima fisicità, attacca molto, difende discretamente, sono proprio identici Parisi e Mario Rui, veramente sì, molto simili. Oliveira, per quello che ho visto nei vari highlights, poi va visto così, c'ha una corsa, una fluidità di corsa e di calcio alla Teo Hernandez. Non ho detto che è Teo Hernandez, non ho detto che è Teo Hernandez. C'è una corsa, sì, come Parisi è simile a Mario Rui, e non ho detto che è Mario Rui, può essere meglio o peggio. Oliveira ha una corsa alla Teo Hernandez, un po' più di fisicità e un profilo interessante per caratteristiche tecniche. Tatticamente va tutto da vedere, tutto da vedere. Edo a papà ha lo stesso ruolo di Fredo Il Padrino, io lo chiamerei Fredo. Io sono d'accordo con Guido quando dice che i terzini devono avere un po' più di fisicità, tipo Di Lorenzo. Anche quello fa la differenza, l'abbiamo visto alla fine. Il famoso De Hernandez di cui vi parlavo fa la differenza nel Milan, e non c'è dubbio, anche se non difende benissimo, però poi in attacco si fa sentire, quella catena si è fatta sentire nel Milan, Hernandez Leao. I terzini dell'Inter, Perisic va considerato terzino perché loro giocano a 5. Perisic ha fatto un campionato incredibile a 33 anni, incredibile, 33 anni. L'Inter prende anche Gosens a gennaio, hanno sempre un Darmian che puoi mettere in tutte e due le fasce e ti garantisce tanta corsa, tanta fisicità anche lui. Dumfries, tantissima fisicità. Come vedete i terzini sono importantissimi. Chi è venuto meno? La Juventus, che Alexandro, se chiedete ai Juventini, lo odiano tantissimo. Poi hanno Del Sciglio, poi hanno Quadrado che fa la differenza ancora sulla destra, però anche lui in difesa non è affidabile, e si sono dovuti un po' adattare. Quindi sta diventando sempre più scientifico il calcio, ragazzi. Per questo io vi consiglio di seguire Caffè Napoli TV il mercoledì, perché scopriamo delle cose, le scopriamo prima. La cosa che mi sconvolge di più è la possibile partita. Anche se migliore in campo oggi, a mio parere, ha messo muscoli, dribbling, come perdeva la palla andava subito a recuperarla, grande Frank. E poi sembra sempre, hai ragione Angel, poi sembra che la sta quasi per perdere, poi allunga un attimo quella falcata, ci mette il piede davanti, ci mette il fisico e non la perde, in crescendo anche oggi. Sono stato allo stadio in curva A, fantastico, bravo Pietro, che bello, è andata benissimo alla fine, abbiamo esultato, cantato e gioito, esibizione di tutti incredibile, ho 17 anni e mai dimenticherò questa emozione. Pietro, e che bellezza, amici bellini, tutti a dare un bacio e un abbraccio a Pietro, che rappresenta la linea verde, rappresenta i tifosi del domani, che deve essere fidelizzato, che deve emozionarsi, che non vede magari la prospettiva ma così, però si vuole emozionare, vuole andare allo stadio, vuole esultare, vuole provare delle emozioni al di là del risultato. Oggi non ci giocava niente, si doveva salutare il capitano. Bravo, bravissimo, sei andato in curva, bravissimo. Abbracciatelo per me. Vi prego. Falcata. Perché noi di questo viviamo, vedi? Vedi, bravo Pietro, vedi, arrivano i baci. Secondo me non parte titolare Kvaratskhelia. Lozano o Elmas come prima idea a sinistra, poi Kvaratskhelia magari cresce e si guadagnerà il posto, però secondo me non parte lui titolare. L'Inter ha preso Gosens perché Perisic ha 33 anni e se si vede che si chiama Olivera, non Oliveira, Olivera. Sei sicuro che poi Oliviera dove si mettono le olive? Like e abbracci.
Invece Salvatore dice c'è poca emozione. Ma che emozione? Ma quale emozione? Il Napoli ha buttato lo scudetto quest'anno. Sì, non ti posso dare torto. Il merch di Valerio Fluido sul fluido.net. Ma è vero che gli insulti a De Laurentiis sono stati coperti da dei rumori dell'impianto di fuorigrotta. Questo lo dobbiamo chiedere a chi allo stadio c'era. Non te lo posso dire, grande Pietro, devi andare fiero, perché tifare Napoli significa soffrire al di là di ogni risultato, è una fede. Lozano, Osimhen, Politano, tridente probabilmente dell'anno prossimo. Oliveira è quello della Roma. Salvatore, allora buttiamoci giù, ma viviamola meglio. Sì. Forza, solo 20 like piccoli e arriviamo a 300. Forza ragazzi. Vedi, c'è Alessandro che vi deve dire una cosa, vedete bene? Vedete bene un attimo? Non facciamo ingrassare Bobotta quest'estate. Alessandro, io te la posso dire, c'è stato un momento in cui Bobotta è un figurino, insomma, io non posso parlare perché pure io, insomma, mi piace il mangiare e faccio poco sport. Nel gol di oggi si vede che comunque ma è proprio grosso di costituzione, il culo bello importante, è così lui, è un po' cilindrico, non è a V. Sai, la cosa a V, tu dici spalle larghe, vita stretta, la vita, a me la vita che mi interessa, dicevo Totò, leghiamo mani e piedi. Lui è così, è un po' cilindrico Bobotta. Questo gli impedisce di giocare bene a pallone? No, assolutamente no. Però la forma, è chiaro che se stai più in forma è meglio. Quindi può essere pure che poi insomma quando perde, poi noi non li conosciamo di persona, può essere che quando perde un po' di certezze, giocava titolare, stava benissimo, poi è sceso un attimo di livello perché Fabian e Anghissà sono di nuovo i titolari di Napoli, magari un paio di pizzette se le messe in corpo, non lo so, ma sono illazioni le mie. Comunque, grande gol dai replay a rallenti, si vede che era un po' cilindrico, cioè, ma lo insultiamo per questo? No, è il mio mito, anzi ancora di più era il mio mito, senza fare paragoni blasfemi con un giocatore che poteva stare chiatto di 50 kg in più e faceva comunque la differenza. E sei il mio mito ancora di più, se non sei uno di quei fisici alla Dama Traoré e comunque riesci a performare in campo, sei il mio mito 2 volte, come il mio mito di Lorenzo che ogni tanto va bene, non è grasso, è cilindrico, è una bella puttazza, chi ne sostanza, secondo me sì, se non gli offrite niente sarà difficile, che poi figurati poi a Napoli, se poi tu diventi anche un idolo, no, assoluto, devi avere una forza di resistenza, una forza di volontà nel resistere. Se va via Fabian, sarà la botta che acquista la coppa titolare? Credo proprio di sì, Darion. Credo proprio di sì che questa sia la prima idea di Spalletti, con Demme che potrebbe rimanere come prima riserva lì a centrocampo, poi servirà qualcuno. Ricordiamoci che Anghissà va comprato, Ricordiamoci che Anghissà deve essere il primo acquisto del Napoli insieme a Juan Jesus. Non sono giocatori di nostra proprietà. Ricordiamocelo, perché sentire notizie, il mercato del Napoli è ufficialmente chiuso. Hanno avuto il coraggio di dire il mercato del Napoli titolo, mercato del Napoli ufficialmente chiuso. E poi là devo dare ragione a Spalletti, che i giornalisti devono finirla di scrivere cazzate. Ufficialmente chiuso, non è mai stato aperto. Abbiamo preso Kvaratskhelia, ancora non è ufficiale. Aspettiamo le visite mediche, tutto a posto, la firma, il tweet, lo aspettiamo di vedere con la maglia addosso. Mercato chiuso, non è niente nemmeno cominciato. Io non so chi sono i portieri, non so questi qua in scadenza che dobbiamo rinnovare, comprare, fare l'opzione, eccetera, eccetera. Chi sono? Non so se Mertens così, Osimhen lo portiamo in braccio e quell'altro è Fabian. Oh, mercato chiuso.
Dai. Capito? Senza fare però il paragone blasfemo, ma insomma, evita la frittata di maccheroni. Come, e vedi, è carino come messaggio, perché non è che tu dici, cicchiatte, no, dice evita magari la frittatina, evita. Cautela e prudenza anche quando si tratta di frittatine. È così. Il lungo abbraccio, aspetta, fammi vedere, tra Luciano e Frank quando l'ho sostituito. Bello, anche quello è stato bello. Proprio quello, insisteva. Spalletti, poi a dire resta che io senza di te vado in difficoltà. Sì. Non abbiamo manco finito questa stagione e già ci intossichiamo la prossima. Come posso essere ottimista? Hai ragione. Piano, con cautela. E proprio Lobo ha speso il Bravo Carlo. Due cose su quel contropiede che poi, se non sbaglio, è proprio il calcio d'angolo che Ghoulam tira verso la porta, se non sbaglio. O no? Comunque un calcio d'angolo, contropiede del Genoa, bello Insigne che si fa tutto il campo in diagonale, però va a vuoto perché troppa foga, troppa generosità, la devi temporeggiare un po', va a vuoto. Bravo Bobotta a seguire e a spendere il fallo. Bravo Insigne ad insistere, perché se non insisti poi Bobotta magari può diventare ultimo uomo e può essere espulsione, quindi bravi tutti e due. Anche se ai GG devono essere comprati un ottimo titolare e una riserva valida. Fischi finti. Oddio, che tristezza. Però se è così vuol dire che lo sapevano già e se l'erano preparati. A me non mi freghi. Non mi fai. 3 like, non parlo più. Faccio i fatti miei. Non posso sentire con l'audio. Ottavio Larini, che ringrazio per il video dal San Paolo. L'audio non lo posso far sentire se non mi bloccano il canale. Però grazie, poi me le vedo tutte queste cose. Poi me le vedo. Dove stanno i like? Crescono? Bene. Quando si dice che un giocatore deve avere fame. Come mi diverto, mamma mia, che bello. La cosa più bella della pandemia, poi ognuno avrà dei ricordi positivi e negativi della pandemia. A me la pandemia mi ha spinto a curare il canale con più continuità e mi ha portato a conoscere una serie di persone straordinarie che siete voi. Io mi diverto da morire, veramente da morire. Povero Gabbiano, Tina, che poi sarebbe Ivan se non sbaglio. Vedi come oggi è San Bobotta? Sì. Bene. Da un lato il Napoli Calcio che chiude il mercato senza fare mercato, dall'altro il Napoli Basket che chiude un accordo di sponsorizzazione con la Turkish Airlines. Oh, that's interesting. È molto interessante quello che mi stai dicendo, perché sono cose importanti e ti fanno capire le prospettive. Spero proprio di sì, Mario. Non lo so, però non ti voglio dire stupidaggini, spero di sì, perché quello che è stato fatto oggi non è stato fatto con Amsic. Stima per Spalletti che mette Ghoulam, teniamo per un maggio bis, sì, apprezzo che Spalletti l'abbia fatto entrare e anche presto. Onestamente avrei tolto subito Insigne che aveva appena segnato, non avrei mai tolto Mertens, ma questo è un amore mio folle che ho per Mertens, forse sbaglio io. Bene che sia stato inserito Ghoulam, se lo meritava anche lui. Spero che gli altri possano fare passerella
con lo Spezia, magari vedere anche qualche giovane della primavera, perché la domanda gli è stata fatta in conferenza ed era interessante. E devo fare, ragazzi, voi lo sapete, sono molto severo con i giornalisti. Quando c'è da dire una cosa buona la dico. Delia Paciello, giornalista Delia, no? Quindi sempre le donne, il professionismo, le donne che vengono sempre criticate, eccetera, eccetera. Non ne capite niente di calcio, torna in cucina. La domanda di Delia Paciello, mentre tutti gli chiedevano la panda e le cose, le emozioni, la domanda di Delia Paciello era importante, era legittima e interessante. Cosa farai con Gulam? Perché Sarri fu criticato per Maggio. Ottima domanda. E gli metti a Spalletti una pulcetta nell'orecchio. Sicuramente Spalletti l'aveva già previsto, perché è un allenatore di esperienza che non si fa fregare su queste cose qua. Però gliel'hai messo un dubbietto. Bene, benissimo. Che poi Spalletti ci riflette, ti risponde, dice ci sono anche dei giocatori che mi serve Gulam non per la passerella ma perché la partita è importante, così. Frase fatta. Tu è con Mario Rui che vinci la partita, non con Gulam, però bene, ci pensa, dice. Quando gli chiedono fare entrare dei giovani della primavera, ci sono dei giocatori della prima squadra che è un po' mortificato, vedi Dem, eccetera, eccetera. Un altro che è sparito, Petagna non entra più, Politano non entra più. Alla fine c'è un limite. Brava Delia Paciello. Si può dire. Esatto. Esattissimo, vediamo anche Gaetano che comunque ha fatto un ottimo campionato, probabilmente va considerato più trequartista, vediamo un pochino, però le fa tutte le posizioni del centrocampo. Perché ADL non è chiaro con i tifosi? Che progetto ha il Napoli? Non vedo un progetto sportivo in linea con quello familiare. Allora, Francesco, per me, che leggo tra le righe, che ascolto tutto quello che dice De Laurentiis, per me è chiaro, è stato chiarissimo ai tifosi. Io devo andare in Champions League. Quando gli dicono ma vincere, ma voi vi siete ingolositi, vincere è volgare, non parlare della vittoria è volgare. Lui non vuole impegnarsi o spendere per vincere o fare dei progetti per vincere. Lui deve arrivare in Champions League, questa è la sua priorità assoluta. Le coppe non ci interessano, l'ha detto, non sto facendo illazioni, l'ha detto De Laurentiis. Le coppe non ci interessano, la Coppa Italia non ci interessa, l'Europa League non ci interessa, dobbiamo arrivare in Champions League. Questo è chiaro, l'ha detto proprio, quindi è chiaro con i tifosi. Il progetto questo è: rimanere, galleggiare, piaccia o no. Poi se lui vuole cambiare idea, vuole cambiare rotta, ce lo deve dimostrare con i fatti, non con le chiacchiere, perché si può dire noi quest'anno vogliamo vincere e poi se non lo fai, mettendo giocatori che possono rimpolpare la panchina, dando l'esempio dicendo meglio vincere che perdere, che stando vicino alla società o mettendo dei personaggi che possono stare vicino, tutto quello che volete voi. Se non lo fa, resta lettera morta. Questo è tutto. Esatto, la domanda era per Radio Amore, esattamente. Tu sei un gran cafone che vuoi sempre vincere, è così. Io sono dell'opinione che finché non se ne andrà della Napoli, Napoli non vincerà mai nulla. Senti, poi il vincere mai nulla, anche qui ci dobbiamo chiarire. Noi una Coppa Italia ogni tanto la vinciamo, ci siamo tolti lo sfizio di vincere una Supercoppa, così. Vincere il campionato significa tutt'altro. La cosa assurda, sai qual è? Che fa rimanere male i tifosi. E che tu ci sei arrivato vicino, ma non proprio quando c'era la Juve, perché la Juve in qualche modo è sempre superiore. L'ha detto Mertens. Quest'anno che si è riproposto una situazione che noi lo diciamo serve un po' di mazzo, ve lo ricordate? Questo era il leitmotiv del mio inizio campionato. Ci serve un po' di mazzo. E il mazzo non si è manifestato nel Napoli senza infortunio, il Napoli che va tutto bene, si è manifestato in un Atalanta che è sfracellata al suolo, in un Inter che è incappata in un momento cupo di 7 pareggi consecutivi, di un Milan che comunque non ne approfittava, e tu stavi là. Questo è stato il mazzo nostro di quest'anno, e stavi là e potevi veramente farlo, e Mertens ce l'ha detta, sono più deluso quest'anno che l'anno della Juventus. Come mai?
perché quest'anno veramente si poteva fare, nonostante, e su questo io sono d'accordo con Spalletti, ritengo ancora l'Inter superiore al Napoli e come rosa, e il Milan che ha una rosa e un andamento simile a quello del Napoli, quindi se la poteva giocare punto a punto. Ad un certo punto hanno messo la marcia e sono andati avanti e noi abbiamo rallentato. Anzi, questo è tutto. Bravo, perché se li facevamo quest'anno hai voglia. Allora, lo apriva in 2, lo so, infatti sì, perché rischiare, parliamo di calcio, niente attacchi personali, eccetera eccetera. Ti piacerebbe per la prossima stagione un centrocampo con Anguissa e Lobot che Traoré? Ma Traoré, se parli di quello là del Sassuolo, Traoré lo devi considerare esterno sinistro o sottopunta, è più attaccante che centrocampista. Se parli di un altro Traoré, perché ce ne sono centinaia nel mondo, dimmi di quale si tratta, perché poi c'è Adama Traoré, Yaya, quella era Touré, non era Traoré. Fammi sapere se ti riferisci a quello là del Sassuolo, che io lo considero più zona Insigne, per capirci. Mi ha fatto male sentire Lorenzo, e quando gli veniva fatta la domanda ti sarebbe piaciuto chiudere la carriera a Napoli, non rispondere quando è palese che non voleva dire che non è colpa sua. Sì, però anche lì allora, prima di tutto, domanda fatta male, domanda che non so chi era da zona, non lo so, domanda disonesta, domanda di chi non conosce la storia del Napoli, non conosce la storia di Insigne. Hai rifiutato tutte le offerte che hai avuto, ci volevi proprio rimanere qua fino alla fine perché hai rifiutato. Che hai rifiutato? Quale offerte hai rifiutato Insigne? Dobbiamo essere chiari, dobbiamo essere onesti. Insigne, tutto a posto, dove bisognava esaltarlo, eccetera, eccetera. La storia di Totti, che ha rifiutato il Real Madrid, è ancora diversa, perché se tu dici Totti, però Totti ha rifiutato il Real Madrid per rimanere a Roma, cuore romano, la Roma gli garantiva a Totti uno stipendio ultramilionario, era uno dei più pagati in Italia, Totti, quindi non si può dire lui per amore è rimasto, Insigne no, ha preferito, perché gli offriva la Roma più soldi di quanto Insigne andrà a prendere a Toronto, quindi anche questa cosa è disonesta, il paragone Totti-Insigne non ci sta proprio, e il dire tu hai rifiutato tutte queste offerte questi anni, non ha avuto un'offerta da parte di nessuno, quindi tutto a posto, è andata come doveva andare e si è arrivati a un punto dove il Napoli non voleva continuare con Insigne perché evidentemente ha altri progetti in testa, perché ha visto che comunque non si vinceva, non si faceva il salto di qualità e probabilmente Insigne comincia una parabola discendente, e si può dire, non è lesa maestà di nessuno, perché l'anno scorso Insigne grandissimo campionato, culminato con la vittoria dell'Europeo, grandissimo campionato proprio come numeri e prestazioni, quest'anno meno. Responsabilità anche di Spalletti? Sì, perché anche Lozano meno, anche Politano meno. Responsabilità di Spalletti? Sì, però quest'anno meno. Quindi può essere che il Napoli consciamente abbia deciso, senti, finiamola qua. Ce l'hai un'offerta? Perché se non c'hai offerte da nessuna parte, noi per esempio ti offriamo 2. Le vuoi 2? Ma io ho vinto l'Europeo, come 2? Lozano ne prende 4,5. Come... È così, è mortificante. Io sono il capitano. Hai ragione, sei il capitano, ma noi dobbiamo andare avanti. Ce l'hai un'offerta? Aspetta un attimo. Telefono, guarda, Siviglia no, Villarreal, il Bayer Leverkusen non ci hanno altre cose, in Premier no, sei troppo forse piccino così. Però guarda che c'è il Toronto che potrebbe costruire su di te tutto un discorso di turismo, di ricapitolarizzazione del calcio americano. Guarda che è bello, stanno un sacco di italiani, ti danno un sacco di soldi per convincerti. Insigne dice, ma sai che c'è di nuovo? Bene, garantisco un futuro luminoso e
d'agio, di apostrofo agio alla mia famiglia, magari i miei bambini imparano subito bene l'inglese, mostro, mi vado a togliere lo sfizio di essere strapagato, posso diventare il nuovo Giovinco della MLS perché divento un autentico eroe in MLS Giovinco e può diventare tranquillamente. Testa libera, non ci sono cose, napoletano il cafone, perché a Napoli così l'abbiamo trattato. Testa libera, basta una giocata al giorno, un bel assist, così lo dipingono come lui merita di essere dipinto. Benissimo tutti e due. Quindi non riesco a contestare la scelta di Insigne. Non contesto nemmeno la scelta della società, perché probabilmente si può fare anche di meglio. Ci mancherà, perché siamo abituati a giocare con Insigne, ma si può fare anche di meglio, perché il calcio sta cambiando, sta andando un calcio più di fisicità, più di aggressione, più di contatto fisico, di corsa, che tu devi arrivare e resistere agli avversari. Si può dire? O è lesa maestà? Gol. Che è successo? Gol Milan, ma nato da un fallo. Ha segnato il Milan. Quindi tu, sì, per esultare così, sei proprio un tifoso del Milan che è capitato qua per caso. Silvano. Allora sì, se Traoré sta solo, è un giorno in pratica quest'anno ha giocato sia esterno a sinistra che sotto punto, segnando anche abbastanza. Sì, ma Traoré già l'anno scorso mi piaceva, quest'anno ha avuto più continuità, è andato anche più in gol, a me mi piace proprio assai. Traoré è molto simile a Insigne, propensione al tiro a giro, piccino, c'ha più dribbling, sfizioso, un giocatore che ti può esaltare per certe giocate, eccetera, eccetera. Fisicamente non è male, piccino, però è tosto. Bene, però anche lì, secondo me, il Napoli non ci punta assolutamente, perché lì c'hai Elmas, c'hai Lozano, c'hai Kvaratskhelia, devi vedere se è ancora un as. Quindi i sottopunta, i trequartisti, gli esterni d'attacco, siamo già così, quindi non va considerato a centrocampo. Quindi vediamo se mi confermate su quel fallo, il VAR non può intervenire. Siamo alle solite allora. Siamo alle solite. Ma i like li avete lasciati? Vedi? Nel frattempo mi danno consigli di gente che si può comprare il Napoli, ma poi vediamo. Nel frattempo devo dare un bacio a Lino Bailo. Mi fermo assolutamente. Spalletti, Mertens, penso resti. Ti voglio credere, Luciano, e vedi di non mentire, perché se non menti è molto bellino. Spaolo, penso resti. Non è una sua decisione. La domanda che andava fatta a Spalletti, non lo so come gliel'hanno fatta. Se Mertens restasse, lo impiegherai di più? Hai trovato gli equilibri? Questa è la domanda che devi fare a Spalletti. Non devi dire secondo te Mertens resta oppure dipende da te. Perché se ne credo, spero, devono parlare. È una domanda che dovete fare a De Laurentiis, che dovete chiederlo a Dris. No, la domanda che va fatta a Spalletti, e non lo so qual è stata la domanda, quindi me lo dite voi. Se Mertens restasse, troverai, perché tu a inizio stagione ci hai detto per Mertens lo spazio si trova, e non l'hai trovato, non l'hai cercato, non l'hai trovato. Troverai lo spazio per Mertens con Osimhen, perché funzionano e l'equilibrio ci sta? L'hai trovato l'equilibrio? Questa era la domanda da fare. E poi c'è il gol di Mertens, e poi c'è il gol di Mertens, e poi c'è il gol di Mertens, e poi c'è il gol di Mertens. Già fa... C'ho la band per fare sto pezzo. Mi divertirò. Seguitemi su Instagram. Sempre Orsato guarda il caso. Francamente, guarda, è una specie di un ass 2, solo dribbling, speriamo bene. No, Aniello, diversissimi.
Kvaratskhelia il dribbling ce l'ha, non c'è dubbio, c'ha anche un bel tiro, c'ha anche una bella botta. Un asse non è che il tiro non ce l'ha, ma è molto più alto, è molto più fisico che Kvaratskhelia. Un asse molto molto innamorato del pallone nel breve. Kvaratskhelia c'ha pure la corsa, no, sono diversi. Da quello che ho visto sono diversi. Ma più che il VAR non può intervenire, è Orsato che lo giudica regolare live. Una domandina. Ma perché tutte le squadre d'Europa hanno già presentato la... allora mi leggete le conversazioni private. Voi, gli amici bellini, la mia community, in qualche modo leggete le mie conversazioni private. Perché quando mi è stato mandato l'ennesimo volantino di protesta, striscione di protesta, il volantino di protesta, queste maglie tenetevele, non siete buoni, eccetera, eccetera. Io rifletto e dico, al di là di tutto, è tutto sbagliato, a livello proprio di marketing è tutto sbagliato, perché se tu crei una maglia speciale, secondo me, io non ne capisco niente, io sono musicista, però crei un'aspettativa, quest'anno faremo una maglia speciale, come l'anno scorso fu fatto benissimo la maglia di Maradona, la maglia argentina, bellissima, prima di tutto bellissima, poi fu unica, fu speciale. Se fai 500 maglie non sono speciali e crei anche quella cosa su una da maglia, vabbè, cioè non c'era quell'entusiasmo così. Tutte le squadre al mondo, e fai bene a dirlo, presentano a fine stagione la maglia dell'anno prossimo e creano quell'attesa, quella cosa. La vedi già addosso, perché quando la vedi addosso è più bella, la vedi addosso ai tuoi beniamini, ti crei quell'hype e aspetti, non vedi l'ora. Noi quest'anno abbiamo avuto anche delle difficoltà oggettive che non dipendono da me, però dipendono sempre da chi dipendono. Quindi noi abbiamo dovuto aspettare l'inizio del campionato per vedere la maglia così. Uscivano addirittura le pezzotte prima dell'originale. È tutto sbagliato. Su questo è tutto sbagliato. E qua è una delle cose dove si può migliorare. Fare il marketing bene ti porta a vincere lo scudetto? Probabilmente no. Non è quello che ti fa vincere lo scudetto. Ma lo vinci senza farlo? Nemmeno. Allora tanto vale provare a farle le cose. Dico io. Ti spio. Ma Zielinski, diciamo come stanno le cose, se Mertens resterà non è giusto per Zielinski fare panchina, credo andrà via. Anche qui Zielinski ha mercato, perché se poi dovessi scegliere tra Fabian e Zielinski io probabilmente sarei pronto, e lo adoro a Zielinski, lo adoro tecnicamente, ambidestro, giocatore perfetto. Tra Fabian e Zielinski io cederei Zielinski. Grazie Paolo e un abbraccio a Beppy Fox. Colpa mia, ti devo telefonare, amico mio. Colpa mia. Per creare una squadra competitiva su tutti i fronti, il nostro presidente quanti acquisti dovrebbe fare per completarli? Ho fatto un conto veloce, 5-6 giocatori, o sbaglio? Ma come minimo, allora probabilmente devi comprare 2 portieri. Se non devi comprare 2 portieri. Devi comprare un terzino destro. A meno che non decidi di fare Zanoli, ma è un rischio che ti prendi. Devi comprare un terzino sinistro, devi comprare un quarto centrale, devi comprare Juan Jesus. Devi riscattare Anghissà, devi confermare Fabio nel centrocampo, te la puoi anche cavare. Devi comprare un vice Osimhen che non sia Petagna e devi decidere che vuoi fare con Mertens. Se non vendi 340 e arriviamo a 350. Arriviamo a 350. One di meno Armani non ha mai prodotto 7-8 casual all'anno prima di anni. Poi non le produce Armani, Armani ci mette solo ci ha messo solo lo stemmino. Caffè Napoli, Silvano. Totti vinse lo scudetto a Roma, Insigne no, perciò almeno era debito di rimanere a Napoli per vincere lo scudetto. Silvano, tu sei un amico bellino, non so tifoso di chi.
sei un amico nuovo sicuramente, mi sa che le cose del Napoli non le conosci nel profondo. Non si può rimanere a Napoli per aspettare di vincere lo scudetto, perché ci si va vecchi. Insigne ha tutto il diritto di andare a guadagnare e addirittura a provare a vincere, perché è storia che tutti quelli che poi se ne vanno da Napoli vincono. Cavani, Lavezzi, Albiol, Hamsik, lo stesso Manolas, tutti quelli che se ne vanno vincono, tutti. Ancelotti magari vincevano prima, tipo Ancelotti, e vincono dopo, e a Napoli no, Benitez. Quindi Insigne non poteva rimanere qua. Se Insigne riesce addirittura a vincere col Toronto, che sono ultimi in classe, stanno facendo malissimo quelli del Toronto, se Insigne riesce addirittura a vincere con il Toronto, io penso che 2 domandine ce le dobbiamo fare. Ah, ragazzi, TVP, vai che Mario Martino si è svegliato che doveva diventare famoso. Dove sta? Non ce l'ho il... Ah, vedi, si vede che è un po' verde. Busta! Questa era la busta, c'erano le fave. Voi non ci credete, invece sì, ho trovato le fave. Queste sono poi fave TVB, che se le metto non si vede. Guarda la fava TVB. Vai! Sarri, bravo Fabio. Busta! Busta e bustine. Lui non lo sapeva probabilmente, l'amico, mi sono dimenticato pure come si chiama. Non lo sapeva che venendo qua si trovava tutto questo affetto. I pistacchi non lo so dove... Ah, ce li ho, come no? Perché io dopo il trasloco, eccoli qua, pistacchiosi, i TVB pistacchiosi per l'amico che voleva diventare famoso. Oppure no, magari non lo sapeva, ma noi rispondiamo con affetto, con abbracci entusiastici. Assai. Cioè, non ci perdiamo mai, non ci possiamo mai perdere. I pistacchi sono tornati, sì, si sta qua. Non ne abbiamo avuto, vedi, poi un pistacchio che quasi poi diventa TVB. Non ne abbiamo avuto bisogno per un po', però sai. Non lo sa neanche lui come si... Le fave a chilometro zero. Il cetriolo pure funzionerebbe, lo sai Nicola, perché essendo verde, io tenevo i limoni, in realtà il lime, non so il lime come si chiama in Italia, sempre lime si dice, che poi sono limoni un poco più acevere, un poco più... che erano belli perché tu i limoni, mangi il limone verde, eccetera, eccetera. Vabbè. Eppure sei tifoso della Salernitana dovresti essere riconoscente. Ah, abbiamo anche sgamato gli altarini. I tifosi della Salernitana dovrebbero venire a chiedere anche un po' di scusa per certi atteggiamenti, non tutti, ma quelli che ce ne sono parecchi che dovrebbero chiedere scusa. Gli stiamo dando un'opportunità unica. Forza Napoli, tifo Napoli. Ah, benissimo Silvano, allora posso intuire che tu sia della giovane guardia, che sia un tifoso giovane, poi posso sbagliarmi, mi puoi dire tu quanti anni hai, però dal tuo messaggio mi è sembrato che la speranza che nelle tue parole di Insigne che rimanendo possa poi giocarsi lo scudetto mi ha dato l'impressione che tu sia un tifoso giovane, ma mi posso sbagliare, mi puoi dare tu il lime in Italia, okay. Il lime, signore, il lime. Sempre lime. Attenzione che a quella domanda Spalletti ha aggiunto nella risposta che Mertens rende al meglio nel ruolo che gli aveva dato... Gesù, vabbè, pazzo Spalletti. Però quasi quasi io mi metto le cuffiette perché non si poteva mai sapere, ma si sa. Guido Gentili. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Buonasera. Vorrei salutare col tuo permesso tutti i corniciai.
Corniciai. Andiamo sempre più nello specifico di mestieri che non vengono considerati da nessuno. Ci piace. Sentimenti molto contrastanti di questo vecchio uomo avviato ormai sul viale del tramonto. Ci sono, diciamo, 3 livelli di analisi, no? Diciamo, uno per ora lo lasciamo per ultimo, quello emozionale, quello della partita è quello più importante di quello che è accaduto, quello che sta accadendo e quello che accadrà al Napoli, che è quello che mi interessa di più, perché sono 3-4 partite avanti, non partite di gioco, no? Ipotetiche partite di scacchi. Diciamo che secondo me il Genoa ha iniziato bene, molto aggressivo, alto, fatto anche falli, insomma, proprio sulla nostra tre quarti, già nei primi 30 secondi di gioco. Napoli ha iniziato soft, forse anche per un aspetto emotivo del tutto condivisibile. Poi è successo qualcosa, è sceso in campo, in cattedra, un giocatore che da, penso, mesi ci ha salutato con la classe, come io avevo previsto, col sorriso, con la gentilezza, con l'amore che lo contraddistingue. E questo ha gettato una luce inquietante, secondo me, sul campionato e anche sulle prospettive future, perché se Dybala dovesse andare alla Roma, credo che Marotta non si lascerà sfuggire un regalo del genere. Mertens ha giocato, era chiaro che parlasse di lui, da interno, perché poi vedere le partite allo stadio è molto diverso che vederle in TV, perché poi io non devo lanciare nessun messaggio a nessuno, quindi nessuna frecciata, anche se sono un abile arciere, anche a chi si permette di fare le pagelle, poi all'interno delle pagelle dice che se ne va la connessione del sito pirata. Insomma, noi abbiamo una ampia gamma di giornalismo a Napoli, da maestri assoluti come Mimmo Caratelli, eccetera, eccetera. Mertens ha giocato proprio da interno, Valerio, cioè proprio partiva da centrocampo, non è solo la pressione alta, poi ovviamente lui ha ancora la classe, proprio la brillantezza, oltre che atletica di testa, di andare sempre a chiudere l'azione, anche quando lui non chiude l'azione, che sia di finitore, che sia in tap-in, e si è spenta la luce per il Genova che ha finito alle corde il primo tempo, sia perché era molto caldo oggi, il secondo tempo si è giochicchiato. Tra l'altro io non capisco perché l'arbitro ha fischiato prima la partita, perché comunque non la può fischiare al 90, che è finita, non c'è storia, 3-0, però c'è stato il break, no? A 20 minuti dalla fine. Sono quelle cose un po' strane del nostro campionato, ma insomma non è questo il problema. E Napoli ha vinto una partita onesta. È solo, diciamo, il saluto di Insigne e di tanti altri giocatori che oggi ci salutano, ma insomma non sono stati nominati, diciamo, ha evitato una contestazione che c'è stata in forma molto molto lieve, a dimostrazione che chi da settimane sta facendo tutta una guerra perché dice che bisogna fare politica attraverso il calcio, questa cosa sul populismo, però poi società che si stanno per salvare in Inghilterra sono apprezzate per l'attaccamento dei tifosi. Trovo una contraddizione nella città di Napoli sempre più perversa. Invece la tifoseria, Valerio, ha dato una grande forma di civiltà, onestà, amore e passione, quella che è mancata a molte figure quest'anno che girano attorno a Napoli. E mai festa è stata più triste come quella di oggi, fatelo dire da chi diceva. Non lutto, non funerale, ma mai festa, un'amarezza che è dettata da tante cose che sono successe anche nel corso degli anni, l'ipocrisia dei festeggiamenti iniziali per delle figure attorno Insigne, infatti accompagnate da lunghi fischi, non in Insigne, queste ripeto, la festa di addio di Gerard, di Totti, non citiamo sempre Totti, tanti sono state feste di addio, poi è ovvio che ci sono le lacrime, ma è veramente una festa d'addio. Mai festa d'addio è stata più strana, più triste, più venata da sensazioni contrastanti che sono il lascito di tutti questi anni.
Sì, il magone non era solamente il giocatore, il capitano che se ne va, ma c'era tutto il contorno di una stagione che ci dovrebbe lasciare contenti perché si arriva terzi, ma che ci lascia super insoddisfatti se guardiamo un attimo al futuro e al trend. Ma permettimi Valerio, non solo, non è solo secondo me il manuale della stagione, ma proprio la gestione delle, chiamiamole così, permettetemi, delle risorse umane, no? Perché poi di fatti i calciatori, oggi Repubblica pubblica, e scusate la ripetizione, dice parti del contratto di Osimhen, effettivamente io vi dico sempre, i giocatori non si comprano, si acquisiscono le prestazioni sportive di calciatori, non è che sono merce di scambio, non è che sono schiavi del provvizionismo, delle cose. No, è proprio la gestione. Noi dobbiamo fare complimenti a un giocatore eterno per integrità morale, per costanza, per intelligenza, per attaccamento proprio allo sport, che Cristian Maggio, che non si era ritirato, no? Però era rimasto svincolato durante il periodo in cui è stato svincolato, ha studiato, ha passato l'esame come direttore sportivo, è stato chiamato a salvare la Neosi Vicenza. Ha detto: io comunque non sto al massimo, perché un giocatore per i 41 anni che è stato fermo dei mesi, e al 91esimo ancora la forza andare sulla linea di porte e ribadire in tapin, perché chiaramente non hai piedi di Messi, di Van Basten, di Careca. Però questo fatto che anche a Napoli molti colleghi giocatori non sono tutti uguali, come non sono tutti uguali i cantanti, come non sono tutti uguali i registi, perché se Sharon Stone non è mai stata così brava con Casino, perché non è che tutti sono Martin Scorsese, ci sono dei registi che ti tirano fuori qualcosa che tu neanche pensi di avere dentro di te, no? E anche questo fatto di trattare tutti uguali, no? Conta solo la maglia, al di là del risultato, sono slogan del cacchio, se permettimi, perché poi in realtà poi chi la butta dentro, chi para, chi passa bene, sono i giocatori, e conta molto, oltre chiaramente la tecnica, lo stato di forma, tutto quello che conta ancora prima che lo debelleranno totalmente, l'aspetto umano, l'aspetto caratteriale, l'aspetto emotivo, cioè di come tu riesci a gestire all'interno della tua carriera, all'interno di una stagione, all'interno di una stessa partita, le tue emozioni, no? Perché la paura può diventare veramente una gabbia, ma come tu, in tutte le cose della vita, ma come tu superi, perché la paura c'è in tutte le cose della nostra vita. C'è gente che ha paura di prendere l'ascensore, no? Conosco tanti, per non parlare solo di calcio. È una sciocchezza, ma va rispettata, no? Io, le persone che hanno paura, avendo vissuto sempre in piani altissimi nella mia vita, quando hai capito che non riesci anche a accompagnarlo tu, il gesto che io facevo, perché poi non devi andare contro le persone, era scendere e fare le scale con queste persone, perché se proprio non riesci a far vincere questa paura, devi fare all'asino, è un esempio totalmente stupido, però contano tanti aspetti, e se un giocatore arriva, volevo salutare anche Cristian Maggio, a questa avvelenante età, è tutto a sfavore, no? Perché si ferma e ripartire a quell'età, no? Significa che sei una persona seria, che col cavolo i soldi, tutta quella retorica, sei una persona seria. Tant'è vero che noi abbiamo Maggio che gioca fino a 40 anni, che non è stato baciato da Dio come i piedi di Cassano, e che Cassano si è ritirato prima. Sì, è una giusta considerazione. Nel frattempo ho letto agli amici bellini che mi facevano sapere che Teo Hernandez ha firmato il 2-0, dice che ha preso il direttissimo da un'area all'altra, ha fatto un gol straordinario a quanto mi dicono, e quindi quando siamo, credo, all'83esimo, insomma, o giù di lì, con il Milan 2-0 sull'Atalanta che si avvia verso questo scudetto. Sì, che è un po' l'analisi che hanno detto: l'Inter lo può solo perdere, l'ha perso per due sciocchezze. Poi analizziamo questa stagione e detto le due, diciamo, squadre dalla prima giornata, poi dalla 11ª abbiamo analizzato la struttura della stagione, però non ci sono mai state 7 sorelle. È uno di quei casi, bravo Valerio, mi dai un assist, dove quella frase che noi abbiamo sentito in questi anni tante volte, che francamente ci ha rotto le scatole,
Però tu, se la Juventus toppa la stagione, la Juventus l'ha toppata la stagione e noi non l'abbiamo vista col binocolo e hanno vinto gli altri, lo puoi fare questo discorso se ti chiami Milan, perché è una società che lo scudetto forse l'ha vinto un anno prima rispetto previsto, ma se lo sta costruendo da 2 anni e mezzo Maldini, e allora lì va bene, quella frase è vera, cioè ha un significato e ha una corrispondenza, no? Anche se quell'anno tu non sei più forte e toppano Juve e Inter, diciamo le favorite in questi anni, e lì lo puoi vincere, perché hanno mentalità, hanno struttura, ma soprattutto gli scudetti si costruiscono. Anche le grandi squadre come Milan hanno vinto 7 Champions, non è proprio l'ultima società al mondo, anche queste grandi società non lo trovano. Ripeto, può essere, uno dice vabbè, ma il Milan più scarso, sentirete le trasmissioni di oggi, sì, a parte continuano a dire ma chi ha stabilito, sì lo so, non voglio fare nomi e cognomi, che la rosa del Milan, continuiamo a dire, era meno forte del Napoli, quale di nuovo parametro qualitativo, quantitativo, cioè. Poi questo famoso monte ingaggi, no? Nessuno ha corretto il presidente, che lui ha sparato 139 milioni, 129 milioni, sono 100 milioni e 85 mila euro lordi al netto su 59. Il Milan sono 96, cioè alla fine siamo lì, non è che è il doppio il monte ingaggi del Napoli rispetto a quello del Milan. Ogni tanto una richiesta di correzione a qualche dato, qualche collega dovrebbe chiederlo, un esempio. Se il presidente dice che io adoro Bari, adoro i baresi, un sacco di amiche lì, amici, rapporti di lavoro, che Bari è l'ottava forza, l'ottavo bacino della Serie A, io non dico niente. Poi una notte non riuscivo a dormire e io cominciavo a fare 2 calcoli: Inter, Milan, Juve, Milan, Inter, mettete come credo che nessuno di noi possa dir nulla per l'importanza della città, bacino di utenza, titoli vinti, presenza in Europa, titoli vinti in Europa, le togliamo. La capitale non la vogliamo mettere, scudetti vinti, 3 alla Roma, 2 alla Lazio, titoli europei, ecco pur sempre il centro di potere politico in Italia, e so 5. Almeno il Napoli 2 scudetti li ha vinti, una Coppa UEFA, è la squadra che ha più tifosi italiani al mondo, a prescindere da quello che dice il presidente, perché purtroppo Napoli è una città che ha regalato tanti figli, ne abbiamo uno in diretta, e siamo 6. Vogliamo mettere unite Sampdoria e Genova, e comunque hanno vinto scudetti il Genova e la Sampdoria. Sampdoria 1, il Genova più di 1, titoli europei. La Sampdoria ha sfiorato una Coppa Campioni, hanno regalato tanti giocatori alla nazionale, è una città importantissima sia da un punto di vista logistico, commerciale, turistico, artistico. Caspita. Andrea, cioè è il Bari ottavo, e c'ha ragione De Laurentiis. E poi dico no, vale, e ci siamo dimenticati il Torino, e Torino è una società leggendaria, sono 7 scudetti, titoli europei, una leggenda interrotta solo da una tragedia, giocatori dati alla nazionale. Anche Torino, che è la vera città cioè la vera squadra di Torino è Torino, è una città bellissima, e qui Torino la dobbiamo mettere, quindi scaliamo una posizione il Bari. No, vale, ci siamo dimenticati il Bologna, titoli vinti, una città bellissima, colta, artisti, la prima università privata al mondo in Italia, la prima pubblica è la Federico II, musicisti, non possiamo escludere. Vale, ci siamo dimenticati Firenze. Ha vinto scudetti la Fiorentina, partecipazioni europee, giocatori dati alla nazionale, Antonioni, a musei importantissimi, cioè non cito gli uffici, il Bargello, Bari non c'è il Bargello, cioè, e ci siamo dimenticati, insomma, Firenze. Dice, vabbè, allora siamo dall'8ª, siamo all'11ª. E il Bari ha 30 presenze in Serie A, Palermo 29. Però Palermo è molto più grande come città, una città più antica, piena d'arte, Teatro Massimo, artisti anche lì, cantanti, scrittori, poeti, comici, e potremmo andare all'infinito. Allora un collega potrebbe anche dire: Presidente, in base a quali parametri? Cioè, rivediamola, è una città importantissima, merita la Serie A, e lei c'ha ragione a dirlo, anche per un'alternanza della società, però queste sparati ogni tanto avrebbero bisogno di un vero contraddittorio, e vi ho fatto Tra l'altro, mentre facevi l'elenco delle squadre mi veniva in mente anche il Parma, che comunque ha una storia europea. No, si può continuare all'infinito, perché abbiamo esatto. Non voglio assolutamente, sapete che io non sono né razzista né campanilista, e
e finita la partita smesso veramente i panni. Sì. E l'Atalanta bravo, ma infatti sono tanti, no, infatti ci fermiamo. No, è una sciocchezza. Possiamo dire che ha detto una sciocchezza? Si può dire, sia calcisticamente, per il peso calcistico di queste società che abbiamo elencato, cioè che non puoi eliminare il Torino, 7 scudetti, no? E sia perché ci sono delle città, e Bari è un'eccellenza della Puglia, del Meridione, che comunque sono importanti. Parma, prima di una piccola crisi che ha avuto, cioè, è una città ricchissima che negli ultimi 15 anni è stata sempre nei primi 10 della classifica come qualità della vita del Sole 24 Ore. Bolzano, Parma, di cosa parliamo? Sì, vabbè, questo rientra nel discorso del Chelsea, no? Quando ha detto che il Chelsea era una squadretta, non si può dire, cioè è una cosa ma anche lì titoli vinti a parte, stiamo buttando Coppe Campioni, Coppe del Mondo, Supercoppe Europee, Coppe UEFA 2, no? Pochi giorni dopo viene venduta a 5 miliardi ragazzi, miliardi di euro. Andatevi a fare, mi sono divertito con Valerio in privato a fare la somma delle vendite di Milan, Inter, Roma, Parma, Atalanta, la Juve non è stata venduta, mettiamo pure la Juve a 1,5 miliardi, non arriviamo a tutte queste società, 15 a 5 miliardi, è un'altra sciocchezza, e andrebbe fatto un vero contraddittorio. Ma perché fai crescere l'ambiente? Esatto, ringrazio il Fabietto Versatile che in sovraimpressione mi ricordava un nuovo slogan che si è inventato lui, che aveva condiviso con te, perché l'anno prossimo noi andiamo a giocare The Champions, che è diventato anche un tormentone, ma lui lo cambia con The Scempio. Scempio. A giocare, solo a giocare. A giocarci i gironi, a vedere con chi veniamo a accoppiare. In realtà noi entriamo per vedere questo sorteggio, poi dopo penso che si possiamo giocare per altre cose. Comunque, io credo, Valerio, se tu consenti, che siano successe cose molto gravi in queste 2 settimane, che poi a fine stagione verranno analizzate, però vorrei fare quantomeno un passo indietro, perché non ci siamo visti per impegni reciproci, e quindi sono anche contento per le amiche Bellini e gli amici Bellini che hanno potuto disintossicarsi dalla mia persona, perché noi siamo tutti degli ignoranti, e questo va ricordato. Il mio amico di sempre, il mio amico interista, mi ha mandato un video di uno di questi mostri che crea il web, perché ci sono gli esempi positivi. Io non voglio manco nominarlo, manco dire di che squadra, perché non solo fare pubblicità, perché non è un attacco alle squadre, che ha compiuto un gesto in base alla sconfitta della sua squadra, che oltre che sciocco e pericoloso, 150.000 visualizzazioni, ovviamente se la prenderà con l'allenatore, col presidente, cioè. Parliamo di professionisti che quindi hanno studiato, hanno una carriera importante, che possono avere anche un momento di appannamento, un allenatore, o essere un classico che non tramonta mai, Ancelotti. Però noi tutti siamo l'ultimo studente dell'ultimo banco, no? Per quanto c'è gente come me che studia su libri, però siamo sempre l'ultimo studente dell'ultima fila dell'ultimo banco, e non dovremmo mai dimenticarlo. Quindi oltre che educazione e rispetto, ma Valerio, c'è un ma, nella vita c'è sempre un ma. Il fatto che io sia l'ultimo studente e alzo la manina non significa, un po' come quando sei piccolo e cresci e poi capisci che gli adulti non sempre hanno ragione, che io mi debba prendere però collo colato tutto quello che dici, perché anche questo non fa crescere l'ambiente, nel senso che se un allenatore mi dice che il calcio d'angolo si batte a centrocampo di testa, io dico, mister, forse è un attimo stanco, io lo devo dire. Poi lui può dire no, in realtà non si è informato perché ieri la FIFA ha approvato la nuova regola. Grazie mister, e cresce l'ambiente. Io voglio tralasciare la richiesta di Spalletti rivolta a Mertens di fare i nomi, eccetera, perché simpaticamente direi mister, andiamoci a rivedere insieme Fight Club. Qual è la prima regola del Fight Club, Valerio? Che non bisogna parlare del Fight Club. Qual è la seconda regola del Fight Club? Che non si parla del Fight Club. Qual è la prima regola dello sport, specie degli sport di squadra? Che quello che si dice nello spogliatoio rimane nello spogliatoio.
non esiste che tu dica una cosa del genere. Però, ma mettiamo da parte. Spalletti ha tutto il diritto umano, sportivo, professionale di dire quello che vuole e rivendicare quello che vuole, ma deve avere una certa coerenza. Io ho tutto il diritto umano, professionale, sportivo di poi farmi delle domande, delle analisi e rivolgere delle domande. Ad esempio, tu non puoi andare in conferenza stampa e dire tutti, perché se è sbagliato chiedere a un tuo giocatore di spaccare uno spogliatoio, non solo è deontologicamente corretto, giornalisticamente corretto, ma è proprio storicamente corretto che tu citi le fonti. Si trovano nei libri, nei testi universitari, negli articoli, quindi tu puoi benissimo andare in conferenza stampa col sorriso e ti togli qualche sassolino dalla scarpa e dice: vedete, a inizio stagione la Gazzetta mi dava quinto, il Corriere mi dava tot, citi principali là, detto noi siamo arrivati terzi, quarti, ti togli un sassolino con l'eleganza, a dimostrazione, vedete che come noi sbagliamo, i giocatori sbagliano il rigore, sbagliate voi. Detto, e noi abbiamo smentito i vostri pronostici. Te ne esci con simpatia e fai un lavoro corretto, perché tra l'altro, essendo degli articoli o dei servizi TV o un blog, rimane nero su bianco, quindi non è omertà. No, resta. Quindi la citazione della fonte fa parte della storiografia. Cioè, da Plinio a oggi, a Guido Gentile, si è sempre fatto. Quindi non è scorrettezza, non è mettere zizzania. Dire tutti ti espone a un autogol, perché poi noi con Valerio abbiamo cominciato in privato a scambiarci cose, tutti. Io non ho ricordo e non ho il file di Tutto Sport, però non abbiamo trovato questo settimo posto. Abbiamo tolto tutto il Napoli, quindi tutti i siti napoletani e i giornalisti napoletani, perché era primo, secondo, terzo. Diciamo i grandi network, Skype, Corriere, La Stampa, la Gazzetta e Corriere dello Sport, male che andava era al quinto posto. Quindi già da settimi a quinti su 2 posizioni. Però voglio anche questo, Valerio, accantonarlo. Non bisogna fare però i sofismi, perché i sofismi, che erano dei giochi linguistici, intellettuali abbastanza paraculi, comunque nello sport non funziona. Cioè non funziona che io dico Valerio ha suonato bene ieri, Valerio però non ha suonato oggi con Bruce Willis, Valerio non sa suonare. Mister, non funziona così. Nessun giornalista ha accusato lei, i giocatori, del disastro, cosa. Nessuno ha sottovalutato il risultato aziendale. Si è detto un'altra cosa. Il risultato aziendale, anzi, è stato osannato. C'è chi oggi cita la Luna, Marte, eccetera, colleghi. Anzi, c'è una grandissima fetta di colleghi che sta osannando Spalletti, il miglior risultato possibile. Nessuno. Questo però non ci deve far distogliere da un'analisi più generica, che a me non è manco legata allo scudetto. Io sono il primo che ho detto: il Napoli non vincerà lo scudetto perché servono 7 cose e non ha neanche una, e voglio vedere se nel corso dell'anno, che quest'anno non vince, 2 di queste incominciamo a crescere, perché mettiamo dei paletti. Secondo me siamo decresciuti in tutte, poi ne analizzerò. Non funziona così, perché io adesso ti mando un po' di file e incominciamo a analizzare insieme pacificamente, rivolgendoci delle domande, e vediamo se poi ci possiamo fare queste domande, possiamo quantomeno avere legittimamente dei dubbi, oppure dobbiamo prendere per oro colato. Non è una questione di rispetto, non è una questione di educazione, che come c'è, e non è una questione di professionalità 100 rispetto a 0, però è una questione che poi tu devi andare a vedere in campo quello che è successo. Ti trovi? Mi trovo. Perché ho parlato, allora ti mando il primo file. Nel frattempo che tu mi mandi, però, volevo cominciare, perché sto cominciando a prendere delle domande, perché gli amici sei mancato e quindi gli amici no, è così. Per esempio c'è DJ Redan che ti chiede: quando ci racconterà del Bruno brutto e cattivo? Sono mesi che attendo la storia, 25 anni, vi seguo da 2 annetti. Quindi sì, ha detto anche... la stagione manca una partita, ci avremo modo di farci tanti perché non è proprio... però oramai il Milan... No, però io dissi attenzione che noi poi ci può pensare dall'interno, chissà, ed è successo dall'interno. Ho detto, per caso non vi preoccupate che non sfuggo, anche perché ho tutta la gioia di condividere con voi racconti, emozioni, analisi, non sfuggo. Errori, attenzione, errori. Allora Valerio, io
avrò scritto 10.000 articoli, saggi, sto scrivendo il mio primo libro, presentazioni, sono un modestissimo scrittore. E la cosa più bella della mia vita è il titolo che ho dato a questo file, credo che farà scuola, è degna del genio di Ennio Flaviano, è una delle cose più geniali che sia mai stata fatta nell'universo innovativa. Il file che ti ho mandato è denominato Nessuno ci ha mai pensato di... Allora, fammelo prendere. No, non lo voglio spoilerare, lo faccio vedere direttamente. No, sono veramente fatti per una volta è essere bello, orgoglioso di me stesso. È più bello, eccolo qua. L'ho nominato Le Sette Sorelle, è geniale, vedrete che da domani questo termine girerà nell'universo. Verrà utilizzato, eccoci qua. Allora, Valerio, ovviamente queste sono le 7 sorelle, il rendimento delle 7 sorelle all'ultima giornata, non quella di oggi, perché il confronto non sarebbe omogeneo, ci sono squadre che non stanno giocando, squadre che stanno ancora giocando, e perché poi Spalletti non aveva detto quelle cose, cioè non le ha dette oggi. Noi vediamo che di queste 7 squadre, 4 su 7 hanno un rendimento peggiore, anche fortemente peggiore, una lo stesso, e anche con oggi 76 a 76, una è più o meno lo stesso, e la Roma tra l'altro è peggiorata adesso, perché ha fatto 61 punti lo scorso campionato, con il pareggio di ieri è 61, però diciamo questa era la scorsa giornata, e il Milan di più, e casualmente il Milan sta vincendo lo scudetto. Beh, non si può contemplare che delle grandi forze del campionato, le famose 7 sorelle, il rendimento è stato inferiore. Però Valerio, io ti dico una cosa, perché mi aspettavo, una volta che io ti facevo vedere questo file, a parte la genialata del titolo, che veramente mi devono dare l'Oscar, se lo vuoi te lo danno. Questa è un'analisi molto superficiale, semplicistica, e io ti dico, Valerio, hai ragione. Si può far di più, si può far meglio. Si può far meglio, si può far di più, ad esempio mandandoti questo secondo file, che secondo me già ci fa fare un passo avanti. Allora, ok, arriva le 7 sorelle, le 7 sorelle. Allora, eccoci qua. Questa è la classifica senza farci condizionare dalle squadre, cioè dal nome delle squadre, dello scorso campionato e di questo campionato, quindi ho tolto le squadre, no? Diciamo, il primo posto l'anno scorso a quanti punti equivaleva, a quanto il secondo, quindi le prime 4 vanno in Champions. Vediamo che è ancora peggio la situazione, perché delle prime 6 squadre tutte hanno meno punti, tranne la seconda, e hanno parecchi meno punti, perché il dato importante è che la quinta squadra, cioè la prima inseguitrice del posto Champions, ha 10 punti in meno dell'anno scorso. Non ci interessa se l'Atalanta, la Juve, il Milan, il Napoli, ci interessa quanti punti servivano o servono, no? La seconda inseguitrice, quindi la sesta, ha 9 punti in meno dell'anno scorso, e la settima un punto in più, quindi ci siamo. Significa che c'è una grossa spaccatura tra i primi 4 e il resto del mondo. Chi ha guadagnato questi punti? Allora si è detta, e anche Spalletti l'ha detto, si è alzato il campionato, le altre squadre hanno fatto più punti, sono più competitivi, non la lotta per la retrocessione. Questo è il mio pallino, è una delle poche cose di cui sono orgoglioso, e vi ho detto dalla prima giornata non avevo bisogno della 10ª o della 12ª, anzi dissi sono curioso di vedere se questo dato, che purtroppo è costante e in diminuzione in questi anni, è costante in diminuzione anche quest'anno, quindi l'andamento prosegue. La lotta per la retrocessione vede gli ultimi 2 però sono già retrocessi, aver fatto poi di punti, poi il disastro, a parte che ha riguardato solo 4 squadre. Ricordiamo che l'Empoli batte il Napoli, fa schifo negli ultimi 2 del girone d'andata, sparisce nel girone di ritorno perché fa 7 punti col Venezia 5, vince col Napoli, come io vi avevo detto sparirà, perderà e pareggerà nelle ultime. Monea 10, il Venezia 9. C'è una squadra che nel girone di ritorno non vince una partita e aspetta il Napoli, non solo non viene risucchiata nella lotta alla retrocessione, ma non la guarda proprio con il binocolo, perché già salva, ti fa capire di che scarsa competizione c'è stata nel campionato, sia nel vertice che là. È ovvio che qualcuno deve fare qualche punto in più, e tutta quella zona di mezzo
Cioè quelle squadre, e ecco l'analisi del campionato, quando io dico sono 21 anni, 22 che non sbaglio, un'analisi che non è tanto importante, vedi, ha retrocesso questo piuttosto del quello, ma analizzare la struttura e l'andamento di un campionato dall'inizio, quelle squadre hanno lottato per nulla, perché non hanno avuto né la paura di retrocedere, né l'ambizione di andare. E Ti posso confermare quello che stai dicendo? No, è importante. Sì. Finisco? Scusa. E anche complessivamente non mi trovo con Spalletti, perché complessivamente le squadre l'anno scorso a questo punto della classifica hanno fatto 991 punti, quest'anno 987, quindi non ci troviamo proprio, cioè con i numeri. E termino, allora io ti dico Valerio, anche con questo specchietto, io ho pensato, ho detto Valerio dice, Guido non mi hai convinto, puoi fare meglio. Allora io sono andato, e non ve lo mostro perché ti devo lasciare un po' di spazio, a farmi l'andamento partita per partita, domenica per domenica, squadra per squadra del campionato. Potete andarvelo a fare anche voi, non vi voglio tediare. Beh, noi vedrete che Napoli, Inter e Milan, tranne una domenica a testa, non sono mai scese sotto la quarta posizione. Napoli una volta, quindi si sono piazzate nelle prime tre, che poi prima è stato il Napoli, poi il Milan, poi l'Inter, poi di nuovo il Milan, non con Napoli una sola domenica è tornato in testa, però queste tre squadre al massimo hanno toccato la quarta posizione. La vera lotta è stata tra la quarta posizione, perché la Juve ha iniziato male, occupata prima dalla Roma, dall'Atalanta, ma quando si è piazzata la Juve non l'ha più lasciata. Quindi anche da un punto di vista della lotta del campionato, e un grafico non mi vando è molto interessante, non c'è stata competizione. È stato un viaggio di crociera con la sigaretta in bocca, giochiamo a bridge, eccetera. Cioè, proprio, e lo dice il campionato, non io. Cioè, lo dice il flusso dei risultati del campionato. Ma finisco, Valerio, non sono soddisfatto. Sì, però ti devo fermare perché è proprio questo commento che spiega questo tuo ultimo grafico che secondo me Francesco deve capire, e lo vedo nella foto che penso sia un giovane tifoso. Secondo me fare questi paragoni con i campionati passati non ha senso, perché ogni campionato ha sé ed è diverso. Francesco, è esattamente questo il punto. Esattamente questo il punto. Quando tu vedi l'andamento, il trend, eccetera, eccetera, e questa tabella è fondamentale perché non ci sono i nomi delle squadre. Quindi noi siamo scevri dal giudizio, perché la Juventus, allora ci aspettiamo che la Juventus stia in alto per blasone o per partito preso. Così va il campionato scorso, così va il campionato prossimo. E se non succede un cataclisma a livello italiano, a livello di organizzazione, a livello di rivoluzioni vere e proprie all'interno delle squadre, così sarà l'anno prossimo. Guido, per Valerio, questo... Con tutto il rispetto e l'educazione, ma veramente col sorriso lo sto dicendo a questo signore, ha detto una grossa sciocchezza, che è quello che ci stanno raccontando da anni. Esatto. È proprio qua che dobbiamo smontare. Innanzitutto non l'ho detto io che questo campionato è stato di alto livello, si è alzato il livello, è stato molto più competitivo. L'ha detto Spalletti. Prima, piccola, permetti. E io ho detto andiamo a vedere se quello, i numeri, i punti, la cosa. Seconda cosa, a parte che io potrei dire è vero, hai raggiunto il risultato aziendale, ma all'interno di un risultato aziendale puoi anche fissarti un risultato sportivo, nel senso io devo andare in Champions, torna alla classifica. Allora che significa, amico Bellino? Che se quest'anno si va in Champions con 40 punti, io vado in Champions con 40 punti? No, io mi devo fissare perché sport, un risultato sportivo, dico io devo tornare in Champions, ma devo superare di nuovo la soglia degli 80 punti, delle 25 vittorie. No. Però io sapevo che ci poteva essere questa obiezione e ti mando un altro grafico. Ok. Perché voglio andare sempre più aspetta che devo trovarlo, eccolo qua. Noi abbiamo sentito, soprattutto da un collega negli ultime settimane, che poi cita sempre Galliani, che l'Europa, la Champions, Cuba, punti. Io sono stato l'unico che non ha gradito soprattutto le modalità della vittoria all'Europeo. Ho detto, se deve essere la testa che mette lo struzzo, no, sotto la sabbia, mettiamo la spazzatura sotto il tappeto, non risolviamo i problemi, è inutile che ricevere il calcio italiano, non guardiamo che comunque la nazionale invece
avete visto l'Europa, la competitività? Allora sono andato a vedere le squadre che cosa avevano fatto nell'Europa l'anno scorso. Avevamo Atalanta, Inter, Juventus e Lazio in Champions League. 3 su 4 passarono agli ottavi, una fu eliminata direttamente, non andò manco in Europa League, l'Inter, quindi un buon andamento per quanto riguarda la qualificazione, pessimo poi nella qualificazione diretta. In Europa League avevamo Milan, Napoli, Roma. Napoli ovviamente tranne Benitez, i 16esimi sono il suo risultato massimo. Il Milan arrivò agli ottavi e la Roma, che aveva fatto già una semifinale di Champions con gli anni prima, con l'allenatore che hanno contestato fino all'ultimo, ha fatto i semifinali. Quest'anno, tranne la Lazio, c'era il Milan in Champions League, le altre sono confermate. Ne sono passate 2 su 4. Abbiamo perso una qualificazione agli ottavi. A casa mia 2 su 4 in meno di 3 su 4. Una è stata eliminata direttamente ai gironi e casualmente sta vincendo il campionato. C'è perfetta simmetria. Il Napoli, per non farsi mancare nulla, è eliminato ai 16esimi. Non da Granada, e quanto quel sito l'ha massacrato per il Granada, però si dimentica di dire che è l'unico allenatore che ha battuto una squadra spagnola ai turni di eliminazione diretta, per quanto il Granada, se no le altre volte chiunque ha pareggiato o perso. La Lazio ai 16esimi rispetto al Milan agli ottavi è andata male. La Roma è con una competizione che non esisteva, quindi è difficile fare un confronto, andata in finale. Complessivamente le squadre italiane l'anno scorso hanno giocato 62 partite, 30 vittorie, 17 pareggi e 15 sconfitte con 0 trofei. Quest'anno complessivamente, prima della finale, ne hanno giocate 62 uguali, con 27 vittorie rispetto a 30, 16 pareggi e 19 sconfitte. Possiamo dire dai risultati delle squadre italiane, che tra l'altro hanno fatto ridere perché le squadre straniere si impegnavano con le riserve, però a parte questo che è un valore qualitativo, qualcuno potrebbe contestarlo, però possiamo dire dai risultati sul campo che lo sforzo profuso in Europa quest'anno non solo non è stato superiore, è lo stesso, 62 partite, ragazzi, ma abbiamo perso una squadra di qualificazione in Champions League da 4 da 3 a 2. In Europa League siamo stati inconsistenti dalla semifinale a niente, 16esimi e 16esimi la Lazio, siamo anonimi nelle coppe europee. La Roma però era una coppa che prima non esisteva e molto con vittorie abbiamo perso 3 vittorie rispetto all'anno scorso, quindi avrà cubato punti l'Europa, però non è che noi diciamo sai abbiamo guadagnato una qualificazione ai quarti, una squadra italiana è arrivata almeno ai quarti in Champions League, una squadra finalmente è arrivata in finale Europa League e quindi paghi Dazio, in campionato hanno fatto meno punti. No, hanno fatto lo stesso numero di partite, quindi minuti sulle gambe, con risultati sportivi peggiori. Quindi neanche da questo punto di vista possiamo dire che siamo stati più competitivi, un campionato che ha tolto più energie. Se volete, io continuo all'infinito con i grafici. Invece mi voglio fermare perché se no non avete. Perché sono andato sempre più nel dettaglio e non mi sono mai trovato. Quindi la domanda che io faccio, perché io non ho la scienza, no, è sicuramente così. Se il mister educatamente, perché noi invece lo stimiamo, è un serio professionista e ci può insegnare, ci dice su quale parametro il campionato, che non qualitativo, perché per me Milan, Fiorentina o cose sono state partite bruttissime. Di nuovo Milan l'altra decisa per l'errore del portiere, proprio brutte, non vedevi 2 passaggi in croce che una squadra sta vincendo lo scudetto con la rivelazione del campionato, senza andare su valori qualitativi, perché uno può dire mi sono divertito a quella partita e non puoi dire nulla, su parametri di valutazione sportiva, match analysis, quello che volete, possiamo stabilire, così impariamo, che questo campionato è stato molto di alto livello, più livello rispetto all'anno scorso, che ha dato dei risultati molto più competitivo, c'è stata più competizione, perché e ripeto, potrei continuare a tediarvi, io ho visto un campionato molto moscio, e non dice ma fino all'ultimo non sappiamo se Inter Milan, non è quello il campionato, quello è la lotta scudetto. Mi blocco. Giusto. Allora, ho preso nel frattempo qualche messaggio, date libero sfogo a tutte le domande che avete per Guido o anche per me. Un aggettivo, qualcuno diceva grottesca la festa di addio?
Lo condividi No, o ce perché n'è è un stata altro? comunque sobria, triste. No, Triste. grottesca no, non c'era niente di grottesco. Ok. No, è stata comunque sobria, bellissimi i 2 figli di Lorenzo, belli compagni. No, da quel punto di vista è stato sobrio, il pubblico ha applaudito, tantissimi bambini, c'erano bambine e bambini che piangevano perché per loro Lorenzo è il loro idolo, è l'eroe della loro generazione, non È della mia. vero, soprattutto i più piccoli, è vero, è proprio Piangevano vero. tutti, una cosa commovente. No, a quel punto triste e contraddittoria per non l'ambiente pubblico. San Paolo è stato impeccabile, non possiamo dire nulla. Però molti mi stanno scrivendo di finti fischi che avrebbero coperto gli insulti a De Laurentiis, cioè che dagli speaker, insomma, c'erano dei... No, De Laurentiis è stato fischiato parecchio, è stato fischiato quando ha appoggiato Insigne, sì, lui, il Quando figlio. la curva cantava cori offensivi contro gli speaker dello stadio riproducevano dei fischi quasi assordanti. Sì. Trovi che sia giusto? Ragazzi, c'è in atto non una contestazione, ma anche una spaccatura, c'è un divorzio processuale, perché non è consensuale, non è pacifico. Lo vogliamo negare, ripeto, neghiamolo, ma c'è. Tra l'altro fomentato per una volta non dal pubblico, ma dalle continue e progressive dichiarazioni del presidente. Ho sentito colleghi che hanno detto no, ma non fate lo scema, ha una strategia, l'avrà, io quella non l'ho capita, la capiremo, però è in atto. Di anticipo che io sono un uomo della Costituzione, questa volta non faccio un articolo per le proposte, perché poi farò un articolo con domande che porrò al presidente, domande pacifiche, serie, se vuole darci risposte, perché è arrivato anche il momento in cui si facciano delle domande ricordando quelle che sono le sue affermazioni, le sue promesse, sapete, non è la critica costruttiva, ma quelle sono cretinate, cioè proprio vanno fatte delle domande. Ad esempio, a che punto è sto museo di Maradona? San Paolo è stato costruito e inaugurato nel dicembre 1959. Quello è, a prescindere dai sedioini nuovi, cioè quella è la struttura, quelle sono le stanze, quelli sono gli spogliatoi. Cioè, una volta che hai fatto il sopralluogo una settimana, hai visto, vabbè, non c'è lo spazio, oppure per fare questo museo dobbiamo ridurre questo magazzino, questo spogliatoio. Non ci prendiamo in giro. Allora, sto museo si può fare? No, ma col comune bisogna vedere. Quella è la struttura, che non è un giorno, cioè il San Paolo è stato inaugurato nel dicembre del 59, quella è la struttura in cemento armato, non è che sono state aggiunte cose. La struttura, sì, un'altra cosa, stiamo parlando del museo, cioè del ventre del San Paolo, che quello è rimasto, non si è spostato di una virgola, puoi fare dei tramezzi diversi, cioè, che dobbiamo fare? A che punto è? Lo state cercando? Cioè, come Indiana Jones o lo dobbiamo... Era come la metropolitana a Piazza Municipio, la state scavando, la state cercando. Guido, secondo lei avrebbero organizzato un evento simile anche per Mertens se fosse effettivamente l'ultimo anno, visto che quando vuole la società ne è capace? Ci sono parecchie domande sulla questione Mertens, perché sei scettico? Questa penso sia anche per me, perché anche io sto ponendo dei dubbi, cioè non riesco a essere positivo come mi hanno raccontato in queste settimane. Ma c'è tutta una corrente che sta spingendo per... Non vi fate influenzare, questo è uno dei pochi intuiti che ho avuto da siti. Vedete, 2 indizi fanno una prova, Sherlock Holmes, eccetera, la visita a casa. Presidente, e non voglio dirvi nulla qua, è una cosa rimane tra me e Valerio, è andato a casa di Mertens non per vedere il panorama, quello ci sarà andato, lo vede ogni giorno, non per comprare l'appartamento di fronte, il figlio, cioè, non per il rinnovo, tra l'altro i rinnovi si ha sempre fatto in ufficio a Roma, al massimo, poche volte che serve un turno. Come ha detto tra l'altro il giocatore dell'Inter, certi giocatori non arriva l'ultimo giorno. Ragazzi, ricordiamo in italiano, Mertens ce l'ha il contratto, è già firmato, e la società che cancella la firma dice non esercito l'opzione per il terzo anno. Ok? Fine contratto, scadenze, è finito il contratto. Quindi è la società che dice, sai Mertens, ti voglio fare un nuovo contratto con queste condizioni sportive, perché dovrebbe chiamare Mertens? Io questo non ho capito, perché De Laurentiis dice... No, ma proprio giuridicamente, bello e buono che Mertens chiama, dice guarda,
come una poltrona per due, $1 la scommessa, $1, la società comunque può dire: vi ringrazio della telefonata cortese, grazie Valerio, ma non siamo interessati. Cioè dobbiamo anche far ragionare sta testoccia, non è che siamo tifosi, no? Quindi anche questa, vedi, questo ribaltare che c'è stato il presidente, comunque giuridicamente, contrattualmente, come se io domani mi presento al New York Times, ti faccio l'offerta, voglio lavorare magari, cioè, New York Times, sì, il presidente ha mandato frecciato a noi due, non mi interessa quello che è. Al New York Times sì. E New York Times sì, ti ringrazio, anche se mandi il curriculum, però è l'editore sentito comunque, poi anche la parte della, che poi la attinente alla divisione di risorse umane, no? Perché è quella che poi stabilisce l'aspetto contrattistico, che mi assume in base a un budget, poi può dire è uno stipendio minimo sindacale, oppure sei una grande firma, benefits, eccetera, eccetera, però non è che sono io che mi posso anche autoproporre, però quello dice tante care cose, mi dà la mano. Lui può anche dire voglio rimanere a €1 per tutta la stagione, cioè uno schiaffo morale. La società può dire non sono interessato comunque, non è una questione di soldi. I segnali sono inequivocabili e il ragazzo, tra l'altro Valerio, a parte come si muove in campo, è totalmente diverso da come Senti, io mi sono è stato il primo ad andare a abbracciare Insigne quando ha sbagliato il rigore. L'hanno sottolineato in tanti. Io mi sono scritto una cosa mentre tu mi raccontavi Mertens interno, e mi sono scritto Mertens come Hamsik, cioè quasi una sorta di mezzala con libertà di svariare ovviamente, che però punta la porta, arriva fino in fondo. Si può paragonare questa partita, magari non tutta, però questa partita addirittura una ulteriore evoluzione del ruolo di Mertens, non solo sotto punto. Nella zolla di campo che spesso ha occupato, sì. Nella posizione no, perché Hamsik non giocava così tanto spalle alla porta, lui è bravo a essere incisivo anche spalle alla porta, cioè nella zona di campo, che quella è poi quella nevralgica dove tu fai il passaggio decisivo, metti in porta il giocatore. Sì. E tra l'altro questo gli allunga la carriera, perciò ho detto attenzione, noi abbiamo un problema, perché a questo punto una società lo può comprare, ha detto non ti devo far sfiancare come prima punta, tu puoi fare Milan immediatamente. Beh sì, perché sono poi quei giocatori che ti fanno fare i gol, cioè oggi lui ha messo in porta tutti. Madonna mia, quanti ne ha fatti i passaggi filtranti. E mi hai detto una cosa, mi hai fatto ricordare una cosa, che Hamsik sotto punta soffriva un pochino spalle alla porta, ce lo ricordiamo anche con Benitez, deve stare faccia alla porta. Bellissimo, bellissimo. Ti ho mandato un file, perché anche lì, perché oggi non dobbiamo dimenticare che ci saluta, questo mi piace assai, un grande campione che non è stato vincente, grandissimo, non so, a volte nella vita non è il 5-10% che la quota più o meno si ha di sfortuna nella vita, a volte è molto più alta, ed è Ghulam. Ragazzi, ci ritorniamo su Mertens, non vi preoccupate, perché io non mollo. Perché su Ghulam, anche qua, cretinate di tutti i colleghi, vedete là. Allora, questi sono, da quando è stato acquistato come prestazioni sportive, e fu acquistato gennaio, perciò avete solo 15 partite, ad oggi, quindi l'arco temporale è la sua carriera a Napoli, le partite in campionato, i minuti in campionato, le partite in stagione e i minuti complessivi. Perché molte sciocchezze, anche se dovesse giocare la prossima partita, no, per 90 minuti, lui quest'anno ha fatto molti meno minuti dell'anno scorso, che erano molti meno minuti dell'anno scorso, sono pochissimi, che erano molti meno minuti di Ancelotti. Mamma mia. Dove ha giocato solo 9 partite in campionato in stagione. 11. Io questo non lo voglio manco commentare, perché attenzione, io non sto dicendo che il Brown non è buono, però qua la gente si fa i film in base alle cretinate che vengono raccontate. C'è un giocatore che aveva così pochi minuti, perché così pochi lo deve spiegare il mister, e il mister non può rispondere in maniera scortese a una persona perché non hai messo Mertens, e gli risponde perché tu Anzebè. E beh, lì la collega doveva avere la prontezza di riflessi a dire mister non mi prende in giro, Tuanzebe ha fatto 13 minuti e ricordatevi le cose, alla seconda di ritorno e poi non lo abbiamo più visto in campo, e quelli rimarranno quei 13 minuti, un po' di prontezza di difesa, quindi mister non mi prende in giro citandomi un giocatore che non ha giocato mai, non giocherà mai e non ha lo storico del Napoli.
ragazzi, bisogna avere prontezza nelle conferenze stampa, no? Però ho detto, il caso Goulam, ragazzi, negli ultimi, cioè, se voi sommate i minuti delle ultime 3 stagioni in campionato, arriva a 1.001, 1.002, che non sono i minuti complessivi della stagione di Ancelotti, che erano bassissimi. Se sommate i minuti di un'intera stagione, non arriviamo a 1.500. Quanti sono? 600, 600, 600, 1.300 per dire. Ma di cosa stiamo parlando? Che ci hanno preso i racconti, no, ma è così, ma avete visto, ha fatto 2 partite. Sì, avrà fatto quelle 2 partite, però non l'abbiamo messo in campo. E tu non puoi manco pretendere come Malquit, che è un giocatore che per 3 mesi non vede la palla, non gioca perché la partita è diversa dall'allenamento, poi arriva, ti può fare anche una partita benissimo, poi per 3 partite non ce la fa, perché a volte può succedere. Però può anche fare che sbaglia un dribbling, perché comunque questo non è un giorno, sono 3 stagioni e mezzo, anzi più perché si fece male con Sarri, no? Ragazzi, questi sono i numeri reali dell'impiego di Goulam in tutta la sua carriera, quindi è evidente che da quella seconda rottura del ginocchio, terza, seconda, se consideriamo anche la lettura all'interno della rottura il primo anno che si è fatto male, no? La rotula, e quindi c'era un caso, che non significa che il ragazzo non è buono, è un campione umano, sportivo, di tecnica, quello là, però i minuti sono questi, cioè, anche qua, se io voglio raccontarvi le favole, mi metto, c'era una volta Cappuccetto Rosso, però non è una favola purtroppo per lui, ma e quindi qui la domanda andava fatta, delle domande erano fatte, non è perché poi anche terzino destro, poi abbiamo crocifisso Malquit, allora i terzini erano 2, Mario Rui e Di Lorenzo senza ricambi, però ho detto che Goulam ha giocato questi minuti sono precisi, è storia, e che sta giocando ogni stagione sempre di meno, quindi significa che questo ragazzo quando cavolo la trovava la forma, se sono 3 stagioni che non ha la possibilità, che poi noi vediamo 425 minuti, ma se sono 12 una volta, 8 una volta, 3 minuti è una presenza tecnica, non è trovare una forma, vale. Anche questo, la somma di quei minuti che già di per sé ci racconta una verità, poi si può sviscerare ancora una volta e sbobbinare e capire che a spizzichi e bocconi, come dice qualcuno, non si può mai raggiungere una forma accettabile. E noi, nostro malgrado, Guido, l'abbiamo detto dall'inizio, cioè non dovete considerare, qualcuno che ancora ci chiedeva ma perché non gioca Goulam, non dovete considerare Goulam abile e arruolabile, non è colpa sua. Spalletti non ci ha mai risposto, ha sempre detto è colpa mia, gli dovevo dare più spazio, però non l'ha mai fatto. No, forse lo è, attenzione, ma noi non lo sappiamo. Quello che io voglio dire, attenzione, a parte che la stima umana è incredibile verso questo ragazzo meraviglioso, il punto è che non è stato impegnato, e quindi una volta che tu non sei impegnato, più non giochi e più è difficile, soprattutto se hai delle partite delicatissime, che tu hai uno stato di forma tale da poter fronteggiare il terzino dell'Atalanta, del Real Madrid. Io non può darsi che poi domani va Real Madrid e diventa il migliore pallone d'oro, non è quello, è che comunque e più non è stato impegnato, la stagione dopo di nuovo è stato impegnato meno di quella precedente, e questa meno che l'anno scorso pensavamo che avesse toccato il fondo come minuti pochissimi. No ragazzi, non è arrivato a 300 e oggi ha giocato perché una collega simpaticissima in conferenza stampa gliel'ha ricordato, ha detto ah sì, allora vedrò, mi informerò su chi ha, me lo state chiedendo. Il caso Mertens, vai. Sì, vabbè, ma per forza ce ne sono tanti, però c'era anche un passaggio che io non l'ho sentito perché ero già live, tanto Spalletti non lo farà giocare, tanto più che ha dichiarato che per valorizzarlo bisognerebbe farlo giocare punta come fece Sarri, quindi continua a non vederlo, continua a insistere che non lo vede sotto punta, anche se è la terza, quarta volta consecutiva che lo mette sotto punta dall'inizio. Sì, ma lì perché è successo qualcosa, diciamo questa formazione credo che l'abbiamo fatta la scuola, lui ha detto vabbè ve la faccio fare, e quindi è anche abbastanza logico che da quella partita poi tutte le ultime partite con questa formazione che non si tocca, il problema è che poi le abbiamo vinte con questa formazione, no? Il punto è di nuovo prescindere che uno non valuta solo i gol, perché oggi Mertens non ha segnato, ha fatto una partita mostruosa, sontuosa da 8, ma per qualità di giocate, per intelligenza, per vivacità, per collante proprio tra i reparti, però non ha segnato, non è quello.
Però vediamo un po' il caso Mertens e vediamo quando uno dice perché, qual è il punto? Nessuno dice che non si è raggiunto un risultato importante aziendale. L'amaro in bocca è che comunque secondo me si devono fare più di 80 punti. L'amaro in bocca è che tu dici vabbè, io non è che l'ho perso lo scudetto, rimarrò sempre col dubbio che non ho voluto manco minimamente provare a vincerlo, perché quelle 2 o 3 frecce che aveva il mio arco ho deciso di lasciarli a casa. Questi sono l'impiego di Mertens nelle partite delle 8 sorelle, perché una è il Napoli, ho dovuto inventarmi una sorella, la Fiorentina. Quindi, ma tu stai dando un sacco di spunti a un sacco di testate tutte una volta, poi dopo... Me ne rendo conto, però ho dei segreti che oggi non dico, perché poi se domani concludiamo... Ma tanto io le sto dando a te, perché sei una persona intelligente, educata e corretta. Se arriviamo prima, poi dopo. Se loro rubano, noi sappiamo... Perché queste, uno poi si dimentica i minuti, ma sfata molti miti. In settimana una persona che ha continuato a attaccarlo da 2 anni poi ha detto noi abbiamo nel nostro sito fatto vedere che il 62% delle partite senza Messi, parliamone. Innanzitutto i gol si pesano, le partite si pesano, perché io posso vincere 100 volte con la Cremonese, però poi non devi perdere punti con queste squadre. Cremonese, auguri a Fabio Pecchia, a Gaetano e comunque quella società che per questo ritorno dopo tanti anni in Serie A, quindi la cito per fargli i miei sinceri auguri sportivi. Però poi ci sono delle partite che pesano di più. Milan ha vinto lo scudetto perché è venuto a vincere al Napoli. La prima partita Mertens era infortunato. No, poi c'è un altro spunto, Valerio. Infatti oggi regaleremo numeri che poi verranno un po' cambiati. Osimhen 93, Napoli vinse. Con la Fiorentina giocò gli ultimi minuti, abbiamo vinto, eccetera. Con la Roma, dove io dissi oggi non vinciamo lo scudetto, è entrato proprio agli ultimi minuti, Osimhen ne ha fatti 100. Con l'Inter, lo sappiamo, il Napoli perdeva 1-3, è entrato, ha fatto il 2-3, ha sbagliato anche un tapin, è vero, però ha servito il Napoli ha rischiato di pareggiarla con la Mario Rui, palla sulla traversa, però è entrato con il Napoli su 1-3, ha giocato 23 minuti. Con la Lazio ha dato spettacolo, 2-0, ha fatto 2 gol, Osimhen si era già rotto il viso, era infortunato. Con l'Atalanta, e noi vincevamo 2-1 con gol di Mertens, è uscito lui e abbiamo perso. Con il Milan è entrato nel secondo tempo, no, è stato nel primo tempo e abbiamo vinto. Osimhen non c'era. Con la Juventus ha giocato quasi tutta la partita, anche segnato. Con l'Inter è entrato negli ultimi minuti più recupero, quando l'Inter aveva il pallino del gioco. Con la Lazio non ha giocato, partita orribile con la Lazio, vinta così grazie a Fabio Ruiz. Col Milan ha giocato gli ultimi 19 minuti, con l'Atalanta ha giganteggiato, con la Fiorentina ha giocato entrando nel secondo tempo e ha pareggiato, poi l'abbiamo comunque persa, e con la Roma ha giocato gli ultimi 17 minuti. Vediamo che negli scontri diretti Mertens ha giocato 227 minuti nella girone andata e 266 nel girone ritorno, ma la cosa grave, se voi andate a mettere questi scontri diretti solo Roma, Inter e Milan, andateli a vedere, ha giocato proprio poco, soprattutto nel girone ritorno, vedete, Napoli-Inter 11 minuti, Napoli-Milan 19 minuti, Napoli-Roma 17 minuti, in queste 3 partite, tutte e 3 in casa, e Napoli ha fatto un punto. Osimhen era sempre presente. Un giocatore non si giudica da un calcio di rigore, dai gol, e Mertens ne fa tanti nonostante la sua età, ma è la qualità, quanto gioca meglio Insigne con lui, anche oggi prestazione sontuosa del capitano, perché ha più libertà d'azione, non deve giocare d'interno, forse anche più libero di testa. Però attenzione, siccome sempre quel sito di Osimhen però non li fa i gol con le grandi squadre, ancora non li fa, non ha segnato mai con una big. Un giocatore non si vede solo da questo, però chi con lei che dice Osimhen 120, 130, ma come Haaland è stato pagato 60 più 9 e c'ha il triplo dei gol in Champions League, anche come presenza, non ne parliamo, negli ultimi 3 stagioni in Bundesliga è stato pagato 70 a 2 anni in meno di età, e Osimhen, ma secondo voi le società gli buttano i soldi? Cioè dobbiamo raccontare noi le fesserie. Quindi prima di perdere questi giocatori, e io l'ho sottolineato per qualità, per come inseriscono i giocatori nella squadra, nell'ambiente, però è un giocatore che ancora nelle partite decisive, dove noi abbiamo deciso di non schierarlo, tra l'altro, sono gli ultimi minuti, qualcosa di buono ha fatto e ha giocato quasi la metà dei minuti di Osimhen. Quindi
il collega, i vari colleghi che l'hanno attaccato, hanno raccontato, no, non si vince, hanno detto una fesseria. È una fesseria basata sui numeri, non perché a me sta simpatico, perché io non ci sono mai andato a cena, non gli ho mai chiesto l'autografo, non lo conosco, non ci ho mai parlato. Però che il Mertens ha fatto 11 minuti con l'Inter in casa non è colpa mia, gli ha fatti 11 minuti. Cioè quella partita tu a un certo punto hai detto non la provo a vincere, perché giocare gli ultimi 5 più recupero non è provarla a vincere. Stessa cosa con la Roma, 1-1. Cioè, ma la Roma poi è colpa tua, ha pareggiato. Ricordiamoci il secondo tempo, tutto il secondo tempo della Roma. Cioè tu può darsi che se nel primo tempo come con la Lazio vai su 2-0 perché l'annichilisci, non devi elemosinare l'1-1, però vincere lo scudetto no, perché mancavano 7 cose. Il punto è che ti rimarrà le mani in bocca che questi due ragazzi insieme hanno giocato poco e Mertens nelle partite decisive ha giocato poco e nelle partite più decisive ha giocato pochissimo, e lo dicono i numeri. Sipario. chiudo il sipario, perché poi anche sulla questione Osimhen, che è vero che ha segnato poco con le grandi, non le ha giocate tutte con le grandi ed è giusto ricordarlo, ma secondo me con Mertens avrebbe segnato Osimhen con le grandi come lo stiamo vedendo segnare adesso. Non è un attacco, Valerio, esatto, spiegalo bene. Io, un giocatore che indossa la mia maglia fino all'ultimo giorno, è un mio idolo. E l'attenzione, ha detto, attenti a dipingere un campione, lo vuole il City, lo vuole questo, 120, no, 120, lo vende 130, perché è un ragazzo che si deve fare. E ci sono tanti parametri, la trasmissione che fate voi il mercoledì, ancora più specifica, ho detto tanti, caratteriale, gol fatti, Osimhen ha passato male oggi delle palle, si poteva chiudere meglio alcune azioni, no? Però ho detto non è ancora un giocatore così decisivo, potrà diventarlo, ce lo auguriamo per lui, a prescindere dalla squadra, io sono veramente sportivo, però secondo me 130 milioni non ce li danno. Posso dare questa mia... si può dire su posso questo... essere libero di dire... Te la sposo anche come valutazione molto perché dall'altra parte guardano tutto, non è che poi noi ci possiamo raccontare la favola di Cappuccetto Rosso e ce la raccontiamo, e quindi poi i tifosi... Ti ho mandato anche un altro schemino. Pensa un po'. Però prima di questo mi devi rispondere a questa domanda, visto che... No, io avevo queste cose in arretrato. E mi scuso con recuperiamo. tutte le amiche e gli amici bellini che avranno fatto un sacco di domande a Valerio, e lui per educazione non mi sta mandando a quel paese e io quindi non mi posso rispondere. Non è una nostra, mia, di Valerio, mai mancanza di rispetto, però secondo me era importante mettere dei punti, ma per voi che siete molto attenti, recettivi e volete crescere, non polemici, non la critica costruttiva, che è una cosa che io proprio l'orticaria, è che un minuto è un minuto, ragazzi, non si può fare filosofia su un minuto. Ma non è solo per loro, è anche per quelli che devono fare trasmissione, non sanno che più domanda cosa intelligente, leggila Valerio, che domanda intelligente. Progetto, eppure il Milan sta passando da un fondo all'altro, quindi si può fare, e la leghiamo con la domanda di Mario che dice: mi può spiegare in cosa consiste il progetto del Milan, visto che è la prima volta che supera gli 80 punti per la prima volta dopo 10 anni? Grazie. Allora, due domande, una intelligente, una non è stato attento, forse non ci ha seguito nelle puntate, però un ragazzo che va che vuole sapere, vuole sapere. Quando io dico ma è perché dobbiamo un po' strammatizzare, in fondo è pallone, non stiamo ragionando, io per primo, quadridimensionalmente, no? Citando il mio grande amore del cinema, è che noi non dobbiamo più ragionare ma il pallone è fatto da 20 squadre, altre nazioni. C'è sempre stata raccontata da tutti, no? Io non appartengo né alla scuola filosofica presidente caccia i soldi e quindi né a quell'altra il miglior presidente del mondo possibile, non perché sono un ignavo, ma perché analizzo in maniera un po' più complessa, e vi ho raccontato come ha preso il Napoli, perché ha preso il Napoli. Però c'è stata raccontata questa storia, però il Napoli poteva finire a Gaucci. Cioè c'è stata raccontata Frankenstein Junior, poteva andare peggio, poteva piovere, poteva piovere. Ma perché non c'è mai stata raccontata la cosa poteva andare meglio? Perché vi faccio questa citazione? Ma scusate, l'Inter, il Milan, che erano di due famiglie milanesi importantissime, uno dei più grandi imprenditori italiani e mondiali, anche presidente del Consiglio, cioè Berlusconi, la famiglia Moratti, petrolieri, cioè vendute questa società, sono andati come a Napoli, dice ma a Napoli non si sono visti tutti questi imprenditori, no? Tutte queste trasmissioni, no? E non si è visto alla fine, poteva andare a tutti?
lo faccio come Spalletti. Quindi l'unica prospettiva è che poteva andare peggio, perché non si è vista la fine. È vero, ma manco a Milano, a Roma, perché a Roma era una famiglia, il padre, poi lo Serafense, non si, i Tanzi, a Parma, che era una famiglia. Perché noi abbiamo sempre seguito questa scuola di pensiero, miei colleghi? Poteva andare peggio, poteva andare anche meglio. Anche in queste società non è andata meglio, perché non c'è stata la fila di imprenditori. Anche Armani si è preso il basket ma non il calcio. Giorgio Armani, ad esempio, non l'ha voluto prendere. Non è che non aveva, Armani è Hall of Fame della moda, imprenditore serissimo, eticamente serissimo, un genio della moda, persona di grande sobrietà nella vita, ha preferito prendere il basket. Mica lo puoi colpevolizzare, potrebbe dire sono finiti i fondi, quindi è vero che potevamo andare peggio, non lo sto dicendo io, non c'ho nulla buonanima di Graucci, però è quello che sempre, mai nessuno ha detto sì, però potevamo pure aspirare a qualcosa di più. Seconda domanda, non è vero a questo punto che se tu cambi continuamente società non vinci più, perché, e io l'ho fatto notare, ho detto, noi ci siamo trovati nel momento più debole del calcio italiano, dove tutte le società, tranne la Juventus, hanno cambiato addirittura adesso 4 o 5 volte proprietà dei maggiori, eppure, a parte questi anni infiniti della Juve, pure comunque hanno vinto Inter, Milan, Juve, Inter, Milan. Quindi poteva andare peggio, sì, ma anche meglio, e quell'anche meglio, pur cambiando all'interno di pochi anni di nuova società, evidentemente non ti penalizza al punto tale da non perdere lo scudetto. Seconda domanda, no, non sono d'accordo, perché vi feci vedere quello schemino che adesso è diventato, vado ad aprirmelo, 132, proprio ha detto una sciocchezza numericamente, aspetta che me lo vado ad aprire, e così te lo cito, e no, e poi no, eccolo qua, perché il Milan sta facendo un percorso da quando è venuto Ibrahimovic. Aspetta Valerio, eccolo qua. Allora il Milan, Valerio, nelle ultime, scusa amico Bellino, 131 giornate ha totalizzato 262 punti, il Napoli 247, ma la cosa importante è che nel girone di ritorno del 2020 ha fatto 41 punti, nel girone di ritorno andata del 2020 ne ha fatti 43, nel girone di ritorno del 2021 36, nel girone di andata del 2021 questa stagione 42 e adesso ha superato 40, ovvero in 5 gironi per ben 4 volte ha superato i 40 punti. Ragazzi, il percorso che io vi ho detto, non solo il quando, non è che ci è arrivato per grazia ricevuta. Noi dal girone di ritorno, quando ci abbandona Amsic 2019 a oggi, quante volte abbiamo superato i 40 punti? Una con Gattuso out, l'anno scorso girone di ritorno 43, poi 35, 24, 38, 34, 43, 39 e 37 con oggi. La Juve, perché è in caduta, in questi stessi gironi è a 267 punti, 37, 48, 35, 39, 39, 34, 35. Hai detto una cosa non vera sui numeri, non è caduta del cielo, quando mai ha superato, no, e ci è arrivata vicino, no? L'anno scorso ha avuto un calo, anche perché loro hanno tanti infortuni, però avevano fatto un girone di ritorno e un girone dell'andata da oltre 80 punti. Sono stati costanti. Io il numero che avevo individuato, che veniva anche da uno schemetto di Giuseppe Di Palma, è che la media punti del Milan dell'andata era costante con quella del ritorno, mentre quella del Napoli è scesa, quella dell'Inter è scesa. Quindi loro l'hanno costruito nella costanza di rendimento negli ultimi 2 anni. E poi Guido, una cosa che si sta sentendo assai, vediamo se la possiamo un attimo debancare o insomma o confermare a seconda. Però Ibra, tu volevi Ibra, però Ibra non ha giocato mai. Quest'anno Ibra quante partite ha fatto? Non lo so se Ibra a Napoli avrebbe avuto l'impatto che ha avuto a Milano, perché comunque Ibra era già a Milano e quindi ha un impatto differente, questo non lo so. Però non c'è Ibra, c'è Giroud che nei momenti decisivi ci ha messo lo zampino con la sua stessa esperienza.
Come la vedi questa storia? Cioè, molti hai fatto una domanda molto intelligente, perché in questi giorni si è festeggiato una cosa secondo me molto triste, no? Lo scudetto del 10 maggio del 1987, cioè. E si parla sempre di Maradona, Dio. Bagni, sapete quanto io amo i Bagni, eccetera. Hanno fatto un libro bellissimo, Bagni e Giordano, ve lo consiglio. Non l'ho fatto io, non sono editore, quindi non vanno soldi a me. Una delle cose che si dice, no, però il Napoli, pure io ho detto, non ha giocatori vincenti, chi non ha vinto dentro, no? Ed è importante. Il Napoli fu costruita per vincere lo scudetto, furono aggiunti pezzi e non venduti pezzi. Aveva Lodi, Ferraino era nel Consiglio federale, insomma, giornali, io abbiamo detto tutte le cose, non le ripeto. Non vengono nominati mai due giocatori. L'intuizione di Ciccio Romano, no, preso dalla Triestina, tutte queste cose, il regista per mancato perché andava via Pecci e quindi mancava quell'uomo. Beh, noi invece avevamo Garella, solo il fatto che parlava con i piedi, che aveva vinto lo scudetto e neanche con la Juve, col Verona. E Bruno Giordano con la Lazio. Quindi con due società, una molto importante come la Lazio, però non abituate ad esempio a vincere lo scudetto. Tu in una società, un paio di persone, uno o due, che sanno come si vince e non vengono mai nominati. Anche da non favorita. Perché Maradona non aveva mai vinto né scudetti né nulla, manca a Barcellona, e manco Bagni, cioè. E non sto sminuendo, Maradona, io lo sapete, era la garanzia che noi avremmo vinto, perché avevi il presidente, avevi la struttura, avevi uno stadio sempre pieno, tifo unito, avevi tutto, e se mai fosse andato storto qualcosa, avevi Maradona, ha detto non ce n'è per nessuno, infatti, quindi, però avevi tante cose, e avevi due elementi che avevano vinto lo scudetto, non viene mai sottolineata questa cosa, di cui uno a Verona, un paio d'anni prima. Allora Ibra non solo conosce l'ambiente milanese, le feste milanesi dove ci si allena, cioè, però un ragazzo che ormai ha 40 anni e non vuole smettere, che ti fa crescere, perché come sono cresciuti nel Napoli, no? De Napoli, Crip, Carnevale, no? Maradona lo prese e disse: io ti farò andare in nazionale, perché tu sei più forte di quello che pensi di essere. L'ha fatto andare in nazionale, perché poi allenarti con i campioni ti fa dare il 115%. Allora sì, quest'anno ha avuto meno. E fu suo poi il gol con la Fiorentina, no? Quindi tacco di Giordano. Mamma mia. È vero, ha giocato molti meno minuti perché si è fatto male, però probabilmente anche per merito suo, per merito di un allenatore che è stato un calmierante, cioè, ha fatto crescere una gioventù, perché il Milan è una squadra molto giovane, quindi è una squadra molto pericolosa in senso sportivo, cari amici, quindi, perché io l'ho detto, i cicli che iniziano, i cicli che finiscono, mi sembrava strano che questa Atalanta fosse andata così bene, già è andata, no, non ho sbagliato manco. Quindi io non lo so che cosa avrebbe potuto fare per l'ambiente, per i giocatori, per la crescita, Ibrahimovic, perché non possiamo dire sì, possiamo sapere che sicuramente se sta vincendo lo scudetto è merito anche, non solo lui, però anche di Ibra, anche di Maldini, anche di Pioli, però uno o due elementi, sia in campo sia in società, che sanno come si vince, come si gestisce il momento critico della stagione, che deve durare di meno, ti deve far perdere meno punti, perché ce l'hanno tutti, ce l'ha avuto anche il Milan che ha perso ingiustamente in caso quella partita con lo Spezia, perché dobbiamo essere sportivi, però è una sciocchezza, no? Amiche, amici bellissimi, noi siamo di un altro livello, no? Allora, la bravura è quando tu batti in testa, non rimani a terra e devi chiamare il carro attrezzi, ma riprendi la seconda, parti in seconda, vai in terza e riprendi il cammino, tranne il Juve dei 102 punti, una cosa. Non è che vinci sempre a 102 punti, no? Quindi e lì devi avere quelle figure, almeno una in campo, una, non dico due, come due è meglio, non devi averne 11 il Paris Saint-Germain, ragazzi, non è le figurine, però zero, e queste due figure avranno insegnato adesso a questi ragazzi, perché questo è l'andamento dello sport, c'è un mentore e un allievo, no? La crescita di Tonali, è bravo, perché qualcuno dice ma Tonali non aveva mai vinto, lo sappiamo, però Maldini sa come si alza una Coppa Campioni. Quante polemiche sono uscite fuori quest'anno dal Milan, non è che sono tutti sani, sono tanti giocatori, sono ragazzini, quante polemiche arbitrali. Maldini quando ha alzato la voce non ce l'ha fatto sapere, e i risultati, non sto accusando nessuno, non lo scudetto,
perché devi avere, oltre che un peso politico, esercizio del potere, una credibilità sportiva, che evidentemente Maldini ha e il nostro vicepresidente no, non per accusarlo, però non ha alzato Coppe Campioni. Maldini alza il telefono e chiama Florentino Perez e gli darà del tu, perché Maldini. Ibrahimovic, qualche scudetto, a quanti ne è arrivati adesso? Quindi avere quella persona che dice guarda che tu ce l'hai, puoi dare di più in allenamento e non ti deprime, anche quest'anno non si vince, vedi là, perché il Milan ha perso la partita in casa con Napoli, noi la mazzata l'abbiamo data, poi è venuto a Napoli a riprendersela. Il problema è che poi tu hai perso con la Fiorentina, hai perso con l'Inter, con la ragazza, noi lo scudetto l'abbiamo perso non andando a vincere con l'Inter che è venuta a passeggiare a Napoli, non era né impiantata ma né fortissima, quindi e tu hai giocato senza Lozano, senza Mertens, perché hai detto meglio non prenderle con la Fiorentina, le prese, meglio non prendere con il Milan, le prese, meglio non prendere con la Roma 1-1. Quante partite ha vinto la Roma dopo Napoli? Ecco, come l'Empoli. Io però qua sono ancora convinto, a Giovanni dice al di là dei numeri lo scudetto abbiamo perso noi, io sono ancora convinto che l'ha perso l'Inter. No, lo scudetto ha perso l'Inter, e che io non giudico buona la stagione del Napoli, ve l'ho fatta vedere con i numeri, perché è una stagione mediocre dove tu ti sei avvantaggiato perché l'Atalanta è crollata, la Juve che l'anno scorso comunque ha fatto 78 punti, c'ha meno punti dell'anno scorso, la Roma c'ha un punto in meno l'anno scorso, che hanno esonerato l'allenatore, la Lazio c'ha meno punti l'anno scorso. Quali sono stati? Ve l'ho fatto vedere all'inizio della trasmissione dei nostri inseguiti, nessuno. Tu sei sceso dal primo al terzo posto, però tu non è che hai avuto le squadre dietro le spalle che ti col fiato sul collo, avevi sì, infatti vittoria dal senso basso della Serie A. Il rammarico, questo pure è interessante, che se ne sta parlando pochino, il rammarico è che avevamo molti ingaggi superiori al Milan e che i giocatori sono stati sopravvalutati, o gioco di prestigio economico di ADL o non si spiega, perché in questo caso di pochi milioni, domanda importante, tu l'avevi detto. No, è una domanda importante perché, ed è una delle domande che uno farà, ma a questo punto sono scemi tutti gli altri, e sono tantissimi, che hanno organigrammi molto più complessi, dove c'è la figura del responsabile dello stadio, dove c'è la figura ormai anche del oltre che direttore marketing, c'è un direttore generale, c'è la figura dell'uomo, non proprio immagine, Trezeguet nella Juve, nel Milan c'è Massaro, no? Andate a vedere i ruoli che occupa, c'è tutta una serie di figure che comunque fanno andare avanti un ingranaggio, una società, e quindi non è solo il monte ingaggi, no? Detto, quello è un parametro, no? Un vicepresidente che sia un ex calciatore, come sia Nedved, come sia Zanetti, eccetera, eccetera. E detto, noi abbiamo una figura attiva che è giunto lì e basta. Ok? Starace, che lo ringraziamo per avercelo donato, però al suo ruolo manca chi, cioè qual è il direttore generale? Non abbiamo vinto, gli altri ce l'hanno, evidentemente forse ce n'è bisogno. Detto, l'amministratore delegato di quella squadra è quello, noi abbiamo Chiavelli, ok, però non è un uomo di calcio, detto, è un commercialista della Filmaulo, il vicepresidente sono due, la moglie di De Laurentiis e il figlio, falli onorari ma non falli operativi. Anche la Juve c'ha Fred Gardner-Stevens e Boniperti come presidenti onorari, come giusto che sia, tra l'altro, un grande avvocato che li ha tolto dalla palude negli anni difficili, è un grandissimo sportivo come Boniperti, però c'è un vicepresidente operativo, cioè a noi mancano troppe figure. Allora, siccome non si è vinto e gli altri vincono, io non dico che deve avere lo stesso organigramma del Real Madrid, che è un'azienda che fattura quanto uno Stato, per dire, però tu sei più piccolo dell'Atalanta, e allora detto, evidentemente no, io voglio spiegare una cosa, ti fanno però di più, anche se fammelo spiegare bene, perché sono stufissimo della gente che non capisce, perché lo sto ripetendo tutti i video, e questa, Andrea, non è contro di te, ma lo sto ripetendo tutti i video, quindi voglio alzare la voce. Avere queste figure ti garantisce di vincere? No. Non averle ti ha fatto vincere in quest'anno? No.
possiamo chiederle queste figure per avere una chance in più? Sì. Hai capito? Cioè, è troppo semplice questa cosa per non farla arrivare a tutti, a quelli che siano contestatori a prescindere, tifosi a prescindere al di là del risultato, quelli che praticamente va bene tutto, De Laurentiis ci ha salvato dalla fogna. Si può chiedere una crescita che non sia garanzia, che io non dirò mai ok, si è fatta la cantera, adesso vinciamo. Non è così che si ragiona, ma il non fare nulla ti sta portando a vincere? Valerio, hai detto bene, ma diciamola meglio, hai detto benissimo, con educazione e fermezza, però diciamola tutta, diciamola meglio, perché la dovete capire una volta per tutte. Non è solo quello che ha detto Valerio, prima io. Nel calcio, ancora di più che in altre realtà, che tra l'altro è uno sport di squadra, come può essere pure il condominio, da solo non vai da nessuna parte. Fai come Spalletti in conferenza stampa: la politica mi sento accerchiato, mi spari contro tutti. Come De Laurentiis che dice tutti quanti sono un visionario, nessuno lo contrario, le registrazioni nascoste dei consigli di Lega, sentiamo che lui è isolato e nessuno se lo fila. Nel calcio servono, pur ci sono i nemici, perché ci sono nemicizie, come no, pensa a Barcellona e Real Madrid, però ci sono le alleanze. Parlo di qualcosa di etico, nulla di attenzione, maestria, non stiamo parlando di biscotti, no? Ci sono alleanze, sinergie, società strategiche, società amiche con cui è buoni rapporti. Non può funzionare. Io sono io, voi non siete niente, siete delle, non voglio dire parolacce, non lo dico mai, me ne vado in motorino, perché ti senti superiore a tutti. Nel calcio ci sono delle alleanze con cui, proprio umane, ma normalmente, nel senso che io poi siamo rivali, però poi a cena ho grande sintonia, faccio un esempio, no, con Zanetti, perché come le cose nella vita, no? Poi se mi odiano tutti, io i miei millesimi, il condominio non si va da nessuna parte, e a un certo punto di crearti l'alleanza, perché noi il vigilocitofono lo dobbiamo fare, e a un certo punto amico quello, amico là, ti riusciamo a fare il amico. Se faccio, anche se ne ho 200, siccome servono le teste, quindi potrei avere prima solo, il codice ce l'ha previsto per questo, proprio per non avere la situazione io sono io, voi non siete nessuno, non dico parolacce. Ho detto ok, tu c'hai, facciamo quest'altro esempio, hai 501 millesimi, quindi certe cose te le puoi votare da solo, servono pure le teste. Allora è proprio così. Allora questa politica un po' spocchiosa e anche di sentirsi costantemente accerchiati, e vedete, noi non stiamo proprio parlando di arbitri, quelli che entreranno, è sbagliata, ma non perché lo dico io, perché ce lo dice, vogliamo prendere solo gli ultimi 30 anni, da quando il calcio è diventato finanziario, no? Prima industriale, poi finanziario. Beh, trovatemi una società che io sono io, voi non siete niente, ha vinto qualcosa. No. Anche rapporti tra allenatori, poi ci sono le grandi rivalità tra allenatori, tra calciatori, ma quello è il come ce ne sono stati tra i tennisti, Jordan con Detroit, Larry Bird e Magic Johnson, però poi quando si sono ritirati grandi sempre, ma quello sono il sale dello sport, perché ci deve essere la rivalità, ma non il senso di accerchiamento e li fatti a vincere così. Guido, no, non si salva la pensavo ti fossi bloccato un attimo. No. Peccato. Allora, in caso di inaspettata salvezza, è il caso di premiare Nicola come allenatore dell'anno e su uno scambio Bonazzoli-Petagna? No, io credo che è giusto che verrà premiato Pioli. Nicola ha tutta la mia stima umana e professionale in tempi non sospetti, che non lo salvi per un punto, per un rigore, non è che lo buttiamo giù dalla torre. Ha fatto già qualcosa di grandioso, perché già che è arrivato all'ultima giornata ha dato un senso sportivo, ha dato una dignità. Vediamo che cosa fa il Cagliari, perché poi se il Cagliari fa lo stramacchio, l'Inter potrebbe pagare dazio emotivamente, e Nicola non va premiato con questi primini statuette, andrebbe premiato con una panchina di una media squadra e vediamo, perché io non ho la garanzia che faccia il grandissimo allenatore, però così è come nasce, abbiamo la certezza che non le allena, qui non sappiamo. Mi sembra una persona molto seria, che ha personalità, io ci ho parlato proprio di persona, mi ha fatto lezione, che ha delle idee, possono,
però ha allenato squadre di bassissima classifica, ha tirato veramente la seta dalle rape, è una formula che non esiste in italiano perché non si dice così, però, quello è il lavoro che gli fa, sì, quello si dice, non mischiamo la lana con la seta, lo so benissimo, se no poi Vita mi rimprovera, e così può fare un tormentone. Andrebbe premiato questo ragazzo, concedendogli la possibilità, però non solo 6 mesi, un anno, di incominciare a allenare società medie. Per medie intendo una Fiorentina, e vedere se sia lui riesce a valorizzare queste società. Non esiste solo De Zerbi, e sia lui viene valorizzato, no? Getta, no, quello non può dar di più. Come capitò Lippi, no? Lippi venne a Napoli, fece una qualificazione europea, non Napoli in ripartenza, che aveva perso pezzi, oltre Maradona, Ferrari, e poi andò alla Juve, e la favola di Lippi, l'allenatore intendo, no? Però prima era stato l'Atalanta, come è successo ad altri allenatori. E io penso a Conte, no? Che è il prossimo allenatore del Napoli, Antonio Conte. Qua lo lanciamo come scoop a questo. Il pallino di De Laurentiis, tutte queste bordate a Spalletti, lo sappiamo, triennale, ampi poteri sul mercato, lui vuole fare solo il campionato, le coppe non riesce ancora a ingranare, però il campionato tira fuori anche il sudore. Sarebbe 3 squadre diverse in Italia, la Juve è facile, l'Inter la grande rivale, e i grandi sconfitti da Inter e Juve, diventa leggenda, ed è il pallino di De Laurentiis più di Gasperini che adesso, che pure insomma se ne parlava, che c'erano stati contatti eccetera eccetera. E chi potrebbe essere più giovane e più affamato? Più affamato. E chi potrebbe essere poi, perché Conte non viene se non si porta almeno un giocatore di riferimento o 2 che insomma vengono con lui, perché altrimenti come fa? Vediamo se c'è lo scambio con Keane, vedremo. Che può essere che Osimhen è cercato in Premier, sicuramente. Video che testimoniano le casse che riproducono fischi finti, ancora la comunicazione putiniana della società. Questo è bello forte come commento, ma non lo posso non insomma condividere. È grave se sta cosa è stata fatta proprio a tavolino, cioè prevedendo quello che sarebbe stata la contestazione. Sì, ripeto, invece il pubblico napoletano ha dato dimostrazione di grande maturità, compostezza, generosità. C'erano tanti, quello che io ho sognato, una delle mie proposte, ma almeno questa è stata accolta, e sono contento di essere stato io l'apripista, il pezzo più basso tra i 2 anelli, no? La differenza di prezzo, più basso l'anello inferiore, le scuole calcio, i bambini, c'erano tanti bambini, Valerio, piangevano, e infatti hai visto episodi di violenza, no? Contestazioni, fumori, è stata una grande festa, un po' moscio lo stadio, poi Insigne ha fatto un'azione sulla linea di fondo pazzesca, e ha chiamato il pubblico, e da quel momento lo stadio si è acceso, ha detto che stiamo qui a farci i selfie, via. E lo stadio ha risposto no, la squadra ha giocato anche per lui, il pubblico, cioè non è quello che è l'ambiente. Quando io ho detto un po', lo ribadisco 4 volte, un po' triste, è appunto un ambiente dato da una società, da avversari, dalla stampa, dalla stampa degli avversari, da cosa, e non è solo sempre quadridimensionalmente, ragazzi, non siamo solo noi. E oggi ci sono delle componenti che sono andate bene, hanno navigato tutti in una direzione, e delle componenti che hanno mostrato le loro contraddizioni. Lo possiamo dire oppure no, Valerio? Contraddizioni, certo. Nulla di... Si può dire. Si può dire. Valentina ci ho mandato un altro ricorda una cosa. Il rendimento? Sì, sarà contemporaneità. Quello del rendimento? Sì. Altra fesseria. Ok, lo prendo subito. Sì. Però io quello che dice Valentina è giusto, cioè questa si sapeva che sarebbe stata una partita tra Milan e Inter che poteva essere decisiva subito, ma perché non la fate giocare anche quella insieme? Cioè che adesso l'Inter si deve giocare una partita con il Cagliari per l'onore, per lo sfizio.
La cosa grave è che falsi un'eventuale lotta per la retrocessione, ma fai una... Sono belle le amiche Bellini, siete belli voi, è un'osservazione legittima, giusta, molto triste, che la lego a il famoso europeo, no? Quando ho detto sì, che bella la vittoria, quello che volete, però non deve... No, non rendimento questo, o non te l'ho mandato? No, ho sbagliato, ho sbagliato io, scusa. Quello piccolino? Indisponibilità. Ok. Prima indisponibilità, poi rendimento. Te l'ho mandato. Perché una Lega Calcio ottimizza sia sportivamente, commercialmente, anche da un punto di vista proprio della logistica, perché uno deve andare allo stadio sicuro, il suo prodotto, e non mi sembra che, siccome si è detto, no, il Covid, come si chiama, l'anno scorso, io sono andato a vedermi tutte le partite, furono saltate 148 giornate totali dai nostri calciatori, sommandole, 94 per infortunio, 35 in andata, 59 ritorno, Gattuso out, un dramma, 26 per il Covid, 18 9 per squalifica, 3 all'andata, 6 al ritorno, 19 altro, cioè scelta giocatori ceduti a me, in totale 73, 75 e 73. Quest'anno, quindi effettivamente quando ho detto no, qualche infortunio in più c'è stato, perché non è tanto le 170, poi vediamo da dove ne nasce questo 170, è che per infortunio muscolare traumatico sono stati 108, ma fesseria che c'è stata raccontata, e questo non mi piace quando ci prendono per i fondelli e i miei colleghi non dicono nulla, non vanno preparati in sala stampa, lo devo dire. L'anno scorso Gattuso ha dovuto affrontare un peggioramento della stagione, quindi quei 43 punti sono stati storici, mannaggia che non sono stati 45, invece gli infortuni sono stati inferiori nella girone di ritorno, 51. Cosa grave, questo però implicherebbe commenti su vaccini, non vaccini eccetera, li teniamo all'atere. 26 per Covid l'anno scorso, 24 con tutti i vaccini, 10 e 14. Poi squalifica 7, parentesi, il Napoli per l'ennesimo anno è la squadra che ha fatto meno falli e meno cartellini gialli. Questo sempre. Per l'ennesimo anno, non è solo garanzia che non vinci lo square, non lo vinci col binocolo. 31 peraltro, 21 e 10, dove peraltro ci sta purtroppo la Coppa d'Africa che ti ha fatto bene. Ci sono delle giornate in coabitazione dove tu eri infortunato, anche Coppa d'Africa, io li ho valutati in maniera omogenea. Se tu sei assente per Coppa d'Africa, si ero infortunato come culo di palì, perché comunque non saresti stato presente perché eri in Coppa d'Africa. Quindi in realtà, poi se volete ve la mostro complessiva, perché è uno studio molto detto, però da 90 all'andata sono passati a 80 al ritorno, con tutto che c'è stata la Coppa d'Africa. Tant'è vero che siamo passati 57-51 più per Covid. Questa è una cosa abbastanza inquietante, perché i vaccini non ci hanno preservato e addirittura nel girone di ritorno ce ne sono stati di più di casi di Covid, squalifiche pochissime, da 9 a 7. Ovviamente in questo caso è molto facile capire perché ce ne sono di più nel girone di ritorno, perché accumuli, no, i 5 cartellini gialli a inizio campionato, puoi essere squalificato solo per pulsione. Per fare 5 cartellini ci devi mettere, se sei cattivo, 1 a partita, 5 partite, quindi, no? Quindi quello che è stato detto non è stato correttissimo, andava chiesta una specificazione nel dettaglio che non è stata fatta e non è stata richiesta, e che invece io richiedo, perché ho il diritto di voler imparare. Io continuo a essere, non vorrei questo dire, l'ultimo, non uno dei tanti, sono all'ultimo posto, Valerio, cioè sono proprio seduto all'ultimo banchetto con la voglio capire, perché voglio imparare, voglio diventare più bravo, quindi non devo mandare messaggi ai colleghi, strappare tesserini, non so più bravo, no, sono l'ultima ruota del carro, però i numeri sono numeri e non va bene, non mi trovo. E purtroppo questa cosa qui, se fosse stata ribadita live quando ci vengono a dire delle cose, aveva una valenza e si poteva impostare una cosa, perché che tu mi fai arrivare lo staff in conferenza a me sta bene, anzi mi eccita tantissimo l'idea di poterne sapere di più.
Però no, se poi nessuno risponde niente, stavano Valerio, tutti impreparati. Valerio, sono pienamente d'accordo. A me l'idea, ma cretinate, io l'ho vista con una grande opportunità per confrontarmi con professionisti che di solito invece non vanno alle telecamere, poter fare le domande diverse, poter imparare delle cose nuove, diverse. È stata presa come vi siete permessi, non è venuto il mister, faccio il permaloso, eccetera, e loro possono sparare qualunque cosa senza contraddittorio, un'occasione persa. Poi il capo ha detto stampa, te lo prendi sotto braccio, ha detto però la prossima volta avvisateci e così. Questo è un altro discorso, ma intanto in conferenza non fate il permaloso e sfruttate un'occasione che era utilissima. Poi dopo uno dice, però insomma, che sta succedendo? Ce l'avete con noi? Miglioriamo, no? La tua proposta che hai fatto al Silvermele mi sembra di buon senso, perché come hai detto tu, toglie l'ego, toglie diciamo, il condizionamento delle telecamere, mi trova d'accordo, una bella idea, però questo è il futuro e non dobbiamo analizzare o nasconderci su quello che è il passato. Il passato, detto uno, su certe cose deve andare preparato, deve studiare, e porca miseria, lo faccio io, che non guadagno i soldi che guadagnate voi del calcio, che dedico tutto il mio studio a un'altra materia. E perché non lo fate voi? Perché dovete far crescere l'utenza del calcio, così ci sono meno persone che fanno quei video osceni, che fanno delle cose che non voglio proprio nemmeno, così non guardatelo, non dategli altre visualizzazioni perché sono molto pericolose, e ci sono più persone che cominciano a parlare di tattica, cominciano a parlare di come ci si cura dagli infortuni, di alimentazione, anche di aspetti umani, perché sono ragazzi che hanno non le amanti, hanno figli, mogli, figli che vanno a scuola. La decisione che un figlio deve fare il liceo piuttosto che un istituto tecnico, come la prende un padre di famiglia, noi la prendono loro. E invece Gattuso out, e questo abbiamo ridotto il calcio. Gattuso out e la gente che rompe i piatti nei video. Che bello. Gol di Darmian. No, puoi far vedere quel rendimento stagionale che comunque ti ho mandato, parliamola, se poi la stagione è nettamente superiore e competitiva, perché poi non voglio sentire nelle trasmissioni le 50 partite, la 60 convinti. Cioè noi quest'anno ad oggi abbiamo giocato 46 partite, ne abbiamo vinte 26, 9 pareggi e 11 sconfitte, i gol fatti sono 91, 51, che subiti è la stessa dell'anno scorso, basta dividere 57 per 51, è uno 0,1 di differenza, è leggermente inferiore perché l'anno scorso era 2,15, quest'anno è 1,97, mi sa, controllate, non la giornata, però abbiamo perso 4 vittorie. Detto, vabbè, abbiamo perso, giocheremo anche 4 partite in meno, 47 rispetto a 51. Parliamone. È vero che siamo stati una squadra leggermente, perché 57 sono i gol complessivi, dobbiamo vedere la media rete, perché comunque si è scelta una strada che non ti ha fatto superare nessun turno né in Europa né in Coppa Italia. Siamo andati in Champions, sì, guardiamo lo schema iniziale. Quanti punti ha fatto la quinta rispetto all'anno scorso, la sesta? Siamo andati in Champions perché abbiamo conservato i punti dell'anno scorso e fortunatamente non sono stati sufficienti e necessari, di gran lunga sufficienti, perché la Roma ci guarda col cannocchiale, se sarà la Roma o la Lazio la quinta squadra. Cioè queste sono valutazioni complessive, cioè, perché tu devi vedere la stagione complessivamente, non solo in base a te stesso, ma in base anche al rendimento degli avversari, perché non è uno che si allena sul muro a tennis, ragazzi, ci sono gli avversari. Senza dubbio, farlo non ti ingolosire, esatto. Ti chiedono, tra l'altro questo schemetto si inserisce bene con quello che mi mandò anche Giuseppe Di Palma, che ti girai, la questione coppe europee e punti persi,
che si dice sempre in Napoli esca in fretta dalle coppe in modo tale che ci concentriamo sul campionato. Se prendiamo il singolo caso Napoli, notiamo che nella maggior parte dei casi abbiamo fatto peggio. Questo lo voglio ripetere con la mia faccia, si fa peggio quando si esce. Questa cosa la lancia io, lo feci vedere con i numeri, poi ci sono Antox e Sasà, fuori classi assoluti, faranno qualcosa di innovativo nella vita, ve lo anticipo. Ormai lo sapete, non vi prendono più per il naso, quindi se lo sentirete l'anno prossimo vi fate... No, la domanda infatti è questa che uno dovrebbe fare. Mister, siccome negli anni si è visto che addirittura la squadra forse perde competitività, concentrazione, pensa che domanda innovativa sarebbe. Cioè, che poi a onore del vero bisogna dire che Spalletti ci voleva rimanere in Europa, cioè almeno nelle sue dichiarazioni lui dice io voglio vincerle tutte anche sotto casa eccetera eccetera, che poi non si è fatto e non si è migliorato in campionato. Voglio ribadire il concetto: Spalletti è un grande allenatore, ha allenato Inter, Roma e Napoli, non ci arrivi, cioè già la selezione per arrivare in Serie A significa che è passato centinaia e centinaia di allenatori, no? Quindi cominciamo a entrare in quell'ottica che noi siamo i discepoli di Impero. Ha iniziato una stagione che noi ci divertivamo, no? Diciamo le cose, poi diceva lui. C'è stato qualcosa. Analizziamo, aspettiamo un paio di domande, reunion con Valerio, con altre persone, spero non con me, che non sono l'ultima ruota del carro. C'è stato cambiata la comunicazione, è cambiato il suo rapporto, sono successe delle cose. A me non mi interessa, i miei amici romani mi mandano il WhatsApp di quando si scala, non mi interessa, perché quello degli anni fa a Roma, il traffico, il dentista romano, questo è Napoli. Non mi interessa manco fare i giochi e la casa, no? Perché manco dire ma come i due allenatori che avevano casa, addirittura Ancelotti, la figlia, il figlio a casa che abbiamo messo, no, non mi interessa. Non possiamo vivere il passato, dobbiamo capire che cosa è successo, perché è successo qualcosa, sia a livello di comunicazione, a livello di cacchiatura, di prestazioni, e lo puoi capire, non la critica costruttiva, con domande specifiche che non sono costruttive e velenose, ti sei preparato, stai mostrando delle cose che possono essere anche sbagliate, dicevo, quello che dici è giusto, ma ti faccio vedere che questo è un parametro che tu non consideri, ma è buono, così ho imparato, ma questo va fatto. Quindi non io inchiodo il mister, devo farlo esonerare, tesserini, no. Io voglio capire e posso capire semplicemente domandare. A scuola c'è un insegnante che insegna e a un certo punto, per capire se gli alunni hanno detto, incomincia a fare domande prima delle interrogazioni, perché altrimenti ti metti lì, fai la pappardella e gli studenti manco ti seguono. Ecco, allora è la stessa con gli studenti, lui insegna e a un certo punto lui ci chiede per vedere se abbiamo capito e noi poi in base a come va la stagione, le partite, continuiamo questo rapporto che dovrebbe essere continuo, no? Non avviene. Che ce ne frega della Panda, ragazzi? La Panda da punti in campo sarà stata assicurata, l'assicurazione avrà coperto furto incendio, al massimo può dire la Panda, vogliamo fare per ridere gossip, era assicurata, che assicurazione? La Sara, la Toro, la Generali, ma stiamo scherzando? La Panda, ma che ce ne frega della Panda? Io voglio sapere se a un certo punto quest'idea di giocare col terzino a un certo punto della stagione più interno come Mario Rui ci sta dando dei vantaggi, come copriamo poi la diagonale difensiva quando ci si spinge, queste cose voglio sapere, non la Panda. Senza dubbio. Mi prendo, vedi, Guido diceva le tabelle che sto tirando sono figlie dell'ispirazione che mi hai dato e mi prendo queste. Ma è giusto che noi creiamo delle persone che vogliono capire, che non vanno appresso alla Panda, perché a questo punto io dico è ingiustizia, perché la Panda è un'altra macchina. No, sto scherzando perché non voglio far rubare niente a nessuno, però ricordiamo non c'è un elenco di persone che sono ammesse un mese. Aspetta Guido, ripeti perché sta andando un po' a scatti la connessione. Sì, sarà colpa mia,
non è capitato, non penso capiterà, poi soprattutto dopo questo anno di numeri di Cosa non Valerio, ancora più proprio ci sarà la faccia come... Ma non è un problema, no? Non la vedo come una sciagura della mia vita. Sono già molto felice che prima eravamo in 10, adesso da Valerio siamo tantissimi, con certe persone che fanno gesti orribili, però c'è il livello ormai di educazione, di competenza, di interesse, di fame, è una fame positiva, no? Credo che sia cresciuto, no? Per merito di tutti, no? Non mio, cioè di voi, di Valerio, io ultimo sempre dietro con la manina, e questa è la cosa più importante, non la personalizzazione. Però ecco, voi avete il potere di dire, vabbè, tu stai dicendo cretinate, ti spengo, vado a sentire una cosa, me ne vado al cinema, perché di sentire della Panda non mi interessa, sì, tutto fa gossip, però poi quando crescete e diventate adulti, vi pesano i minuti, e ricordatevi questa banale regola di vita: le 24 ore mie sono uguali a quelle di Valerio, cambia il fuso orario, e sono uguali quelle di Anto 92, quelle di Rita, dell'ottimo Leo, di Marolli, sempre 24. Quindi a un certo punto, se uno perde un'ora presso le cretinate, poteva fare un'altra cosa, e perdila oggi, perdila domani, perdila cumulo lam. Ragazzi, io vi saluto, non torniamo, Carlo, su questo argomento, perché con calma, visto che la connessione non ci sta dando una mano in questo momento, lasciamola qua sospesa, anche perché se no di che parliamo? Noi dobbiamo farci tutta un'estate insieme, non è che adesso abbandoniamo e vado in vacanza, e qua bisognerà trovare degli argomenti. Ovviamente si parlerà di mercato. Guido, quanti nomi si faranno tutti sbagliati? 1500? Sì, 1500. Il giorno dopo 1600 con una serenità d'animo che manco Gandhi. Intanto vi ringrazio per la pazienza. Oggi vi ho probabilmente buttato via troppe frasi, troppi numeri, troppe cose, perché eravamo inarretrati. Siete molto gentili, molto carini, in senso generale, quindi non maschile. Basta, forza Napoli sempre. Saluto le amiche belline, gli amici bellini, i corniciai e l'ottimo Valerio, e godiamoci queste ultime settimane, dove c'è le coppe. Tifiamo per la Roma, perché è importante che una squadra italiana vinca un trofeo. Dimostriamo di avere i galloni di tifosi di alto livello, nonostante chi insulta, proprio i galloni come quelli militari. Vediamo questo finale del campionato, e poi avremo un sacco, 1500 nomi un giorno, 1600 un altro, 8900 un altro, e non ci sono gli orari in inverno, a Natale. Immaginate, Napoli è già fatta, ragazzi, ha già preso casa, Cavani a Napoli. Meno male che l'hai commenti genio assoluto, vedi, bellissimo. Questo è Fabio, con questo rischi, questo lo so che quello è top, ma questo va oltre, questo è grandissimo. È bello proprio. Ringrazio Virgilio Bandiera, saluto il signor Gentile dalla Germania. Secondo lei qual è la maggior motivazione per un allenatore o un giocatore per venire a Napoli? Aia. Quella mia, nel senso di un uomo vecchio, stagionato, romantico, idealista, e non dico le altre cose, se no la Sicilia mi rimprovera. Lasciare un segno, essere amato. Quelle del calcio moderno, essere un serio professionista, essere, insomma, non usare il Napoli come perché quello è come un trampolino di lancio per poi una società di fascia più alta. Quindi la prima è la mia risposta personale, la seconda quella realistica, di buonsenso. Così credo di essere stato corretto nei tuoi confronti, Virgilio.
E come è giusto che sia, veramente cioè sì. dividere i sogni con quello che poi dobbiamo accettare la realtà. Ma già la seconda, no? Se uno fatta bene, cioè poi alla Cavani tutto sommato un suo segno l'ha lasciato, no? Detto, quindi già se Possono avessimo coincidere, 10 possono Cavani coincidere entre. e 100 Callejon non male. E poi se tu hai Bagni de Napoli, Volpecina, Ferrara, Bruscolotti, era l'ultimo anno, eccetera, eccetera, Carella, Caffarelli, Carnevale, no, Cicciolo, ma è un'altra cosa, tu rimani nella storia. Però quella è la storia, non è facile. Di Guido, nuovo, Valerio, io... non voglio monopolizzare. No, Buonasera a figurati, 3 ore... tutti e non siate tristi, perché Fabio ci rimprovera se non risulta tristi. E questo striscione lo faremo ed è top. Un abbraccio a tutti. Spettacolo. Ciao Guido, gentile, grazie mille. Da tutte le parti possibili e immaginabili. Allora, io siamo a 3 ore e mezza. Perché? Perché insomma, perché era una particolare, una live particolare, quasi ha il sapore dell'ultima partita, ma non lo è. Non è l'ultima partita, perché ha portato bene, io insisto a farlo, voglio arrivare terze, no, non possiamo dire più voglio arrivare terze, mi voglio togliere lo sfizio della vendetta sportiva con lo Spezia. Possiamo avere questo obiettivo, poi magari possiamo vedere Ambrosino, possiamo vedere qualche giovane, qualcuno che ha giocato di meno, va bene tutto. Però Spezia, perché? Perché non togliersi lo sfizio di superare tra l'altro i punti fatti da Gattuso? I numeri sono numeri e su questo non ci piove. Da New York, Valerio Fluid, mi devo preparare la live, la sigla quando faccio così, se no così. E poi vi bacio tutti a uno, anche idealmente. Ci vediamo domani, parole di Spalletti, mica è finito, dobbiamo analizzare l'analisi tattica, assolutamente. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla fluido.net e magliette, le cose, insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa. Alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, boh,